Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori del Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 8 maggio. Prima dei quotidiani, come al solito, le agenzie di stampa, l'apertura dell'Ansa.it sul nuovo taglio al prodotto interno lordo italiano da parte dell'Unione Europea, le stime di crescita per l'Italia più 0,1%. Conte risponde critiche ingenerose. Il ministro dell'economia tria la crescita, la stima non tiene conto del primo trimestre. Poi spari in una scuola a Denver, ucciso uno studente 18enne durante una sparatoria in una scuola di Highland Ranch nei sobborghi di Denver. Il sequestratore di Tolosa invece è stato arrestato, un 17enne, sequestra per diverse ore in un bar 4 donne prima di liberarle e poi arrendersi. Il ragazzo era stato fermato in un corteo dei gilet gialli, è quanto annuncia su Twitter il ministro dell'interno Castanera. Il 17enne è uscito dal bar tabacchi in cui si era serragliato da ore. Sono il braccio armato dei gilet gialli, aveva detto. A 17 anni, alle spalle qualche furto, un fermo per disordini durante una manifestazione dei gilet gialli a dicembre. E poi ancora in Champions League l'impresa del Liverpool batte il Barcellona 4-0 e va in finale. Clamorosa rimonta dei Reds dopo lo 0-3 dell'andata. Decidono le doppiette di Origi e Wijnaldum. Seconda finale in 2 anni, mentre tangenti arresti e bufera su Forza Italia in Lombardia. Forza Italia sospende i dirigenti coinvolti nell'inchiesta. Blitz della direzione distrettuale antimafia, un tentativo di corruzione del governatore Fontana che non ha indagato e viene difeso anche dal sindaco Sala, che dice Attilio Fontana è persona specchiata. Mentre Londra parteciperà alle europee, Theresa May getta la spugna, la Brexit impossibile prima di luglio e Farage sogna di fare il boom. Il Regno Unito parteciperà il 23 maggio alle elezioni europee, malgrado i quasi 3 anni trascorsi dal referendum che aveva decretato la Brexit, con un voto che in qualche modo si trasformerà in un sottoprodotto degli sbocchi imprevedibili di quel referendum bis che il fronte filo europeo britannico invoca da tempo. Insomma, tutto giocato sulla politica interna. E poi il caso Siri, Arata, l'imprenditore attivo nell'eolico in Sicilia, per 3 ore dai pubblici ministeri. Il verbale è stato secretato. Di Maio dice a Salvini è l'ultimo giorno, fai la cosa giusta, e il leader della Lega risponde se il Consiglio dei Ministri vota noi saremo contro e poi andiamo avanti. Intanto Amanda Knox tornerà in Italia, ha accettato l'invito a partecipare alla prima edizione del Festival della Giustizia Penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. E il ministro Bonisoli sul Salone del Libro è un luogo di democrazia, un esposto di città e regione alla Procura della Repubblica, niente meno, affinché i magistrati possano valutare se sussistano i presupposti per il reato di apologia del fascismo. Gli organizzatori del Salone dicono è un luogo di democrazia, non dividiamoci. E poi c'è una indagine per corruzione sul presidente, aveva già i suoi guai, PD della Regione Calabria Mario Oliverio, e sul sindaco di Cosenza. Coinvolto anche un sempiterno, l'ex consigliere regionale Nicola Adamo, sempre del PD. Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, Partito Democratico, il sindaco di Cosenza Mario Chiuto di Forza Italia, aspirante candidato governatore, l'ex consigliere regionale Nicola Adamo, anch'egli PD, hanno ricevuto con 17 altre persone un avviso di conclusione indagini della Procura di Catanzaro per associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture, turbative d'asta e corruzione. Per la metropolitana leggera e il nuovo ospedale di Cosenza. Oliverio e Adamo, si afferma, sono promotori di un'associazione a delinquere per commettere una serie di delitti contro la pubblica amministrazione. Il presidente Oliverio è ritenuto referente politico degli associati e degli amministratori pubblici e imprenditori per le procedure di gara pubbliche bandite dalla regione di interesse dell'associazione a delinquere, nonché alle vicende politico-istituzionali correlate. Niente di che, insomma, ordinaria amministrazione per determinati luoghi istituzionali e geografici della penisola. Quindicenne violentata dopo la scuola a Bolzano, una ragazzina di 15 anni è stata violentata mentre tornava da scuola lungo le passeggiate del fiume Isarco nei pressi dello stadio Druso. L'inchiesta viene coordinata dalla procura. Pare che sia
a opera di nigeriani. Mentre sempre dall'Ansa in prima pagina, a Roma protesta contro i nomadi impiccati, vogliamo Mussolini. A Casalbruciato continua il presidio degli abitanti, periferia di Roma, contro l'assegnazione di una casa popolare a 14 nomadi. Alcune decine di residenti di via Sebastiano Satta sono scesi in strada con Casa Pound per protestare contro l'ingresso dei nomadi nell'abitazione. Oggi assemblea pubblica, domani manifestazione. I nomadi hanno lasciato in macchina il palazzo, dice un abitante, non sappiamo se per ultimare le pratiche o se hanno deciso di rinunciare all'alloggio popolare. Noi qui non li vogliamo. Li vogliamo impiccati, bruciati, a dirlo alcune donne radunate nel cortile condominiale di via Satta a Casalbruciato. A mio nipote, quando aveva 11 anni, gli hanno puntato un coltello alla gola per rubargli €1, racconta un residente. Lo richiamiamo Mussolini che è morto, dice un'altra ironicamente. Magari, rispondono altri in coro. Perché non si riporta a casa lei e guardate in faccia la gente e rendetevi conto di come vive, dicono alcuni cittadini a Roberto Della Casa, presidente del 4° municipio, arrivata sul posto. Questi che reddito hanno? Pagano l'affitto? Dice un abitante. E ancora non te ne vai, ha gridato qualcuno alla presidente del 4° municipio. Il padre di una famiglia rom, intanto, ricordando momenti di tensione con alcuni residenti, riferisce: ci hanno detto che noi dovevamo subito uscire da casa, ci hanno minacciato. Così a Roma Casalbruciato sui Rom. E lasciamo con questo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Andiamo a vedere cosa ci propone in primo piano l'adriennecronos.com. Salvini che rilancia ora la flat tax, ma il Movimento 5 Stelle replica: è l'ennesima farsa. Tiro fuori la flat tax già oggi, stamattina mercoledì, al Consiglio dei Ministri, dice il ministro Salvini, a margine del convegno Una nuova giustizia, l'impresa che serve all'Italia a Milano, ieri organizzato da Annalisa Chirico, ne abbiamo parlato proprio con lei ieri pomeriggio. Prima si fa meglio è, ha aggiunto Salvini, la flat tax, è chiaro che bisogna stringere i denti all'inizio, ma i risultati poi si sentono anche in termini di lotta all'evasione. Chiunque voglia combatterla non lo fa solo con le manette, ma abbassando le tasse, l'evasione naturalmente. Ridurre le tasse è un'esigenza che non può aspettare mesi o anni, ha detto ancora il ministro Salvini. La risposta del Movimento 5 Stelle: ennesima farsa sulla flat tax, dicono fonti di governo grilline non meglio specificate all'ADN Cronos. Cosa porta Salvini in Consiglio dei Ministri? Non può portare un decreto senza che il Quirinale ne sappia nulla. Inoltre mancano totalmente le coperture, dicono i 5 Stelle, quindi è propaganda becera. Salvini vuole portare la flat tax in Consiglio dei Ministri, dice poi Di Maio. Non vedo l'ora, sono prontissimo a votarla se ci portano anche le coperture finanziarie. Io domani porto il salario minimo, dice Di Maio, così abbassiamo le tasse, alziamo gli stipendi, che gli italiani sono contentissimi, dice ancora il ministro Di Maio a proposito delle tasse di Salvini. Mentre sempre dalla DN Cronos, appalti, Forza Italia nel caos, poi lo vediamo meglio, e hackerate 30.000 mail, c'è anche la sindaca Raggi. Diamo uno sguardo anche all'Agi.it e poi andiamo come al solito alle pagine Facebook. Tra 5 Stelle e Lega sarà guerra di logoramento sulla corruzione, il punto politico di Giovanni Lamberti. E poi il PD contro il Movimento 5 Stelle. Ma la proposta Zanda alza o abbassa gli stipendi dei parlamentari? E ancora le pessime previsioni di primavera dell'Unione Europea sull'Italia, così l'agenzia Agi. Vediamo cosa scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, in primo piano su Canale 5 l'intervento, e poi ancora oggi 8 maggio ad Ascoli Piceno alle 20:30, domani a Pesaro e poi a Fano, sempre Pesaro e Urbino. Mentre in primo piano sulla sua pagina Facebook c'è un'altra notizia spettacolare: i TG nascondono, condividiamo questa sera a Pavia davanti a una piazza emozionante, una piazza traboccante per Matteo Salvini. Sono 36 minuti che avremo modo poi di riascoltare Matteo Salvini da Pavia. Arrivare ad essere salutato da una piazza così mi ripaga di tutti gli sforzi, gli attacchi, le incazzature. Grazie, scrive in maiuscolo Matteo Salvini. Trasmissione non possibile causa presenza di troppe persone che intasano le linee, ma poi il video lo trovate sulla sua pagina Facebook. Da Pavia ci sono numerosi post, Piazza della Vittoria impressionantemente piena di persone, e poi ieri ancora tra la gente in Brianza. E insomma un bagno di folla costante ci propone la pagina Facebook di Matteo Salvini, e poi le comparsate in televisione negli studi di Canale 5 alle 23:30, intervistato da
Nicola Porro. Sono comunista da sempre e adesso voto Lega. Guardate le facce in studio, le potete vedere appunto sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, mentre noi invece possiamo solo sentirla, la voce di questo signore che appunto intervistato in TV dice a Quarta Repubblica sono comunista da sempre, adesso voto Lega. La faccia di Zingaretti tutta da gustare, il segretario del PD. Vi chiedo scusa, qui dobbiamo far ripartire il tutto perché abbiamo inserito il jack sbagliato. Eccoci, lo risentiamo velocemente, pardon. Lei però non è di sinistra. No. Comunista. E qui... Scusi. Abbiamo fatto un casino tremendo, ci riproviamo? Lei però non è di sinistra. No, non sono di sinistra, sono comunista. Come comunista? Come comunista, comunista. Sono il mio cuore è qui. Scusi. Qua. Zingaretti, ci sediamo. Sì, io sono comunista, sono nato comunista, da famiglia comunista, tutto. E adesso cosa faccio? Voto Lega. E lei comunista e vota Lega, ci siamo da Porro nella trasmissione dell'altra sera, mentre adesso scorriamo brevissimamente ancora la pagina, scusate il casino che ho combinato io, un bel ricordo della visita in Ungheria con l'amico Viktor Orban. Quanta efficacia nel suo governo, presidiando 600 chilometri di frontiere. La nuova Europa che nascerà dopo il voto del 26 maggio avrà come priorità la protezione dei confini esterni e la sicurezza dei cittadini da ogni tipo di minaccia, scrive Matteo Salvini. Rapidamente andiamo a Luigi Di Maio. Luigi Di Maio, vediamo cosa ci propone nella sua pagina Facebook, che adesso faticosamente raggiungiamo e ci mettiamo l'occhio sopra. Dai. Finalmente forse ci siamo e dai che riusciamo a leggerla, dagli che ancora un pochino ci arriviamo, eccola qua. Non voglio accusare questa o quella forza politica, voglio fare un appello all'unità, alziamo un muro contro la corruzione anche nel modo di gestire le nostre forze politiche. Da noi chi sbaglia è fuori in 30 secondi, fate la stessa cosa anche voi, è l'appello di Luigi Di Maio ai partiti, compresa naturalmente l'alleato di governo, cioè appunto la Lega. Poi Di Maio a carta bianca con Bianca Berlinguer alle 22 su Rai 3, ve lo potete rispupazzare tutto. Poi la storia di Chiara che col reddito di cittadinanza ha ritrovato la speranza. In diretta dalla Camera la conferenza stampa col ministro della Giustizia Bonafede, sono 34 minuti, dopodiché noi adesso andiamo anche alla pagina di Armando Siri che scrive sulla sua pagina Facebook 2 righe per farci capire com'è la storia dal suo punto di vista. Da giorni, è il post del 3 maggio, l'ultimo, non rilascio alcuna dichiarazione né intervista agli organi di informazione per il rispetto che si deve all'autorità giudiziaria, che è giusto che conduca le sue indagini, ascolti le parti interessate senza vizi di comunicazioni esterne. Leggo invece in queste ore dichiarazioni riportate a mio nome che non sono da ritenersi in assoluto destituite di ogni fondamento. Non esiste alcuna polemica col mio partito, anzi lo ringrazio, a partire da Matteo Salvini, per tutte le manifestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà di questi giorni. Ci sono e non mollo, scrive Armando Siri. Così finiamo il giro su Facebook e torniamo invece, anzi andiamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Prime pagine dei quotidiani che si aprono con la Lombardia, le tangenti e gli arresti. Blitz per le tangenti in Lombardia, i favori dei politici finiti anche ai boss della 'ndrangheta un'altra volta. Oltre 90 gli indagati, 43 gli arrestati, tra cui il consigliere comunale candidato di Forza Italia alle europee Pietro Tattarella e il sottosegretario forzista della regione Lombardia Fabio Altitonante. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzani, deputato alla Camera. Tutti temporaneamente sospesi dal partito. La procura ha indagato per abuso d'ufficio anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana in merito a un incarico ottenuto dal suo socio di studio. Il governatore si difende: sono corretto, voglio che emerga tutta la verità fino in fondo. Le intercettazioni, l'imprenditore che dice ai politici, a tutti, ho dato qualcosa, e poi la mensa dei poveri, così chiamavano il ristorante da Berti vicino alla sede della regione Lombardia, famoso, noto a tutti come il luogo dove i politici regionali vanno a mangiare pasti costosi e bustarelle. Strategico il ristorante da Berti perché vicino alla regione. Un assessore prese 100.000 euro. Questo è il tema d'apertura. Il commento di Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera, l'eterno ritorno
anche lo sfregio. Si vedevano al ristorante e lo chiamavano la mensa dei poveri, un ristorante molto costoso. Hanno inventato la tangente su una sentenza per tangenti. Pure la corruzione è creativa. Il mago delle relazioni e dei voti, dicono i PM, è un signore già condannato in via definitiva nel 2017 per concussione. L'inchiesta doveva andare avanti alla ricerca di prove. Hanno dovuto interrompere d'urgenza con gli arresti perché ascoltando i colloqui saltavano fuori nuovi illeciti, così, in diretta. Sono passati 27 anni dal famoso 17 febbraio 92. Mario Chiesa, Tonino Di Pietro, Tangentopoli, cadeva un sistema, da Milano all'Italia. Però 27 anni fa è come 27 ore fa. La corruzione ambientale, specchio e condanna di un paese uguale a se stesso, al di là delle norme, dei partiti, delle promesse, delle inchieste, ma forse anche dei garantisti e dei giustizialisti che si scontrano sul nulla, parlano di nulla se non aggrediscono i due temi aperti, la selezione della classe politica e l'efficacia e la rapidità della giustizia, scrive Postiglione. L'eterno ritorno, adesso pene certe e condanne rapide. Va fatta una battaglia nei partiti ma anche nella società, nella cultura, alla ricerca degli anticorpi che pure esistono, altrimenti avremo sempre mezze figure con la bustarella in tasca e processi infiniti che aiuteranno lo spettacolo e mortificheranno la legalità. Pene molto severe, molto inapplicate, la delusione sarà più forte se i primi passi dell'inchiesta di Milano verranno confermati, a cominciare dalle sinergie con le cosche dell''ndrangheta. Nell'immaginario italiano ancora la Lombardia è la regione che lavora, produce e innova partendo dalle imprese e prova a trascinare il paese. È una spinta che fa bene all'Italia e ci tiene ancorati al mondo. Ma poi una mattina la notizia che scuote il sistema lombardo di governo costruito sull'alleanza Forza Italia-Lega. 43 misure cautelari, 12 arresti in carcere. Forza Italia emergente sotto scacco, a partire da Pietro Tattarella, candidato anche alle europee, in lista e in cella. Indagato il governatore Fontana per abuso d'ufficio, ma la procura ha mostrato cautela, servirà prudenza. Non è solo un fatto giudiziario. La Lega a Roma si incarta sulla vicenda Siri, ridà slancio ai 5 Stelle, che hanno visto il proprio presidente del Consiglio Comunale De Vito finire in carcere per corruzione a Roma, dove governano. Il PD ha la ferita dell'Umbria ancora aperta. Poi ogni responsabilità è personale, ma neppure la legge spazza corrotti si è rivelata una minaccia sufficiente per ora e l'ipotesi della giustizia a orologeria si spegnerà. Sarebbe uno strano orologio, visto che in Italia ci sono elezioni e indagini in continuazione. Così sul Corriere della Sera. Gli altri titoli, gli altri argomenti. L'Europa avvisa, Roma e Berlino crescono poco, Conte replica, l'Unione Europea è ingenerosa. Poi Salone del Libro, esposto contro Altaforte, l'editore vicino a Casa Pound del libro di Salvini. La parola ai PM, il fascismo oggi non è la minaccia, dallo storico Emilio Gentile. Interviene sulla polemica che ha investito il Salone del Libro, esposto alla procura contro Francesco Polacchi, l'editore di Altaforte, per apologia di fascismo. L'esposto presentato dalla Comune e Regione, l'iniziativa legale di Regione e Comune, niente meno. Cose dei turchi, diceva il buon Frassica. I figli, i telefonini, c'è un'età giusta? Madonna si è posto il problema, Aldo Cazzullo lo riprende, interessantissimo. Poi c'è l'applauso di Mattarella e del Re per la piccola Noemi ferita a Napoli. Il presidente Mattarella al Teatro San Carlo di Napoli con il re di Spagna e il presidente del Portogallo. Gli hanno fatto l'inno franchista a Napoli, incredibile gaffe, gli hanno suonato l'inno franchista. Comunque, al di là di questa gaffe incredibile, il presidente Mattarella, il re di Spagna, il presidente del Portogallo, un applauso per Noemi, la bimba rimasta ferita nell'agguato di venerdì scorso in ordinarie faccende di camorra. Mattarella si è poi recato all'ospedale dove Noemi è ricoverata. È una sconfitta per lo Stato, ha detto il buon presidente della Repubblica. Voltiamo pagina, andiamo subito, poi vediamo le altre prime pagine, ma andiamo subito sul Corriere della Sera alle tangenti che scuotono la Lombardia. In cella un candidato di Forza Italia alle europee, ai domiciliari un consigliere regionale, i legami con l''ndrangheta, uno scenario di bassissima valenza sociale, dicono i pubblici ministeri a riguardo di questa indagine. Il GIP ha chiesto alla Camera di autorizzare l'arresto del deputato Sozzani di Forza Italia. I magistrati hanno ordinato 43 misure cautelari, tra queste anche 28 arresti. Per il giudice pesanti ripercussioni sulla gestione del denaro pubblico. Uno è nella lista di Forza Italia per le europee. Ma adesso Tattarella, consigliere comunale a Milano, vice coordinatore regionale di Forza Italia,
Tattarella è in carcere con l'accusa di associazione a delinquere, insieme all'uomo forte varesino di Forza Italia, Gioacchino Caianiello. Ai domiciliari per corruzione il forzista altitonante, consigliere regionale, sottosegretario della regione Lombardia all'area Expo nella giunta Fontana. Fontana indagato per abuso d'ufficio. Alla Camera dei Deputati il GIP chiede di autorizzare l'arresto per finanziamento illecito del parlamentare azzurro Diego Zozzani, presidente già della provincia di Novara e consigliere regionale in passato in Piemonte, vice coordinatore di Forza Italia in Piemonte. Un nugolo di contestazioni raggiunge dirigenti di municipalizzate e comuni lombardi, tra i quali per abuso d'ufficio l'attuale direttore Franco Zinni del settore urbanistica del comune di Milano del sindaco Beppe Sala e per turbativa d'asta il responsabile operativo dell'AMSA Mauro De Cilli che gestisce i rifiuti nel capoluogo lombardo. Sono alcune delle letture giuridiche che i PM danno ai rapporti diretti o mediati con l'imprenditore del settore ambientale Daniele D'Alfonso della Ecol Service, l'unico al quale è contestata anche l'aggravante di aver agevolato il clan di 'ndrangheta dei Molluso di Buccinasco, facendone lavorare uomini e mezzi negli appalti vinti pagando tangenti. Il che fa dire alla GIP Raffaella Mascarino che c'è uno scenario di bassissima valenza sociale dietro il finto fiore all'occhiello di un certo modo lombardo di fare sistema. L'imprenditore che ha a libro paga Tattarella 5.000 euro al mese come consulente per il posizionamento sul mercato, più viaggi, carta di credito e uso di 3 auto, versa 10.000 euro a Sozzani, il parlamentare, scommette 10.000 euro sul futuro consigliere regionale di Forza Italia Angelo Palumbo. Su richiesta di Andrea Grossi, figlio dello scomparso pluriindagato re delle bonifiche, fa versare 10.000 euro a Fratelli d'Italia e per conto del top manager Luigi Patimo della multinazionale spagnola Acción Agua anticipa 20.000 euro per la campagna elettorale di Altitonante. Ebbene, questo imprenditore D'Alfonso è lo stesso D'Alfonso che con la propria azienda si presta a fare la faccia pulita del movimento terra del clan del condannato per associazione mafiosa Josefatto Molluso, 9 anni e 3 mesi nel processo infinito di 9 anni fa. Con 2 tossici risultati per il GIP, pesanti ripercussioni su gestione del denaro pubblico, libertà dei mercati, corretto espletamento delle elezioni. E tutta la fitta rete di collusioni intessuta dal D'Alfonso con l'ambiente politico finisce col convogliare parte delle risorse illecite ottenute attraverso la perpetrazione di reati contro la pubblica amministrazione a favore di esponenti della criminalità 'ndranghettista che continuano a operare nell'Interland. Bel quadretto, ragazzi, bellissimo quadretto. Poi c'è la mensa dei poveri, come questi morti di fame chiamavano il costoso ristorante da Berti, strategico perché vicino al Palazzo della Regione. Qui un assessore prese 100.000 euro. C'era l'ossobuco che piaceva a Gorbaciov, il bollito misto di Bettino Craxi, Roberto Formigoni era ghiotto di riso al salto, la mensa dei poveri e questo ristorante con un enorme pergolato a 2 passi dalla sede della Regione Lombardia, in via Elgarotti. Vediamoci, sentiamoci, magari mangiamo un boccone alla mensa dei poveri, dice l'ottimo Caianiello al governatore leghista Attilio Fontana. Nelle carte del tribunale il nome del ristorante appare per 42 volte con cadenza settimanale. Si sono tenute riunioni aventi come scopo quello di programmare molti dei delitti. Berti posto strategico per la vicinanza alla regione Lombardia. Per quanto riguarda poi il resto delle indagini, ci sono le intercettazioni di cui dà conto sempre Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, il feudo, le somme, l'ambulatorio, ho dato da mangiare a tutti, l'imprenditore sotto inchiesta, i codici, la mazzetta sulla sentenza per le mazzette. C'è pure la mazzetta sulla sentenza per le mazzette. La tangente aguzza la metafora. Ho seminato talmente tanto, io a tutti quanti ho dato da mangiare. Si vanta l'imprenditore delle bonifiche Daniele D'Alfonso. Con una mano finanziava i politici per gli appalti, con l'altra poi vi faceva lavorare il clan di 'ndrangheta Molluso, appunto. Il clan di 'ndrangheta di Buccinasco.
Certo, bisogna essere persone educate per lavorare a Milano, se per educazione si intende la disponibilità a ungere le ruote. È una questione di rapporti, dice D'Alfonso a un interlocutore. A Milano vanno da un costruttore, il costruttore più forte, e gli dicono: lui è mio amico, lo fai lavorare per favore? Quello magari ha fatto un favore, lui gli ha fatto un favore a quello che dice: va bene, piuttosto che far lavorare un estraneo faccio lavorare Daniele, mi sta simpatico, si fa voler bene, è una persona educata. Non è che all'estero diano lezioni migliori. D'Alfonso agisce come tramite di Luigi Patimo, top manager di una multinazionale spagnola Acciona Agua, nell'anticipare 20.000 euro di finanziamento alla campagna elettorale del consigliere regionale forzista altitonante, che poi però deve darsi da fare con le sue conoscenze al comune, quale il direttore dell'urbanistica, per far ottenere un permesso di ristrutturare un immobile alla moglie del top manager, nonostante i vincoli paesaggistici. Il passo è breve, da qui a un sistema feudale, come lo chiama la giudice quando nelle intercettazioni ascolta parlare di decima in relazione alla regola del 10%, fotografata nella realtà di Varese, dove i pubblici funzionari, a capo di importanti società partecipate, Accam, Alfa e Prealpi Servizi, o con ruoli chiave in comuni, Gallarate, hanno ricevuto la loro investitura dal dominus del sistema politico e dell'imprenditoria dell'intera provincia, il forzista Gioacchino Caianiello. I pubblici ufficiali non hanno bisogno di essere avvicinati dal facilitatore per essere messi in contatto col privato corruttore. Sanno da subito di dover rispondere a determinate logiche corruttive e clientelari. Perché, scrive il giudice, come accadeva nel sistema feudale, l'investitura non è elargita gratis, ma comporta il pagamento della decima a favore del dominus, che neppure ha l'onere di andarla a raccogliere. I suoi vassalli si premurano di consegnargliela direttamente nel luogo in cui esercita il potere, che, mentre a Milano è il ristorante accanto alla regione, e che gli indagati chiamano appunto la mensa dei poveri, a Gallarate è un bar dove Caianiello riceve questuanti e complici. Con humor lo chiama l'ambulatorio. Il picco di surrealtà nell'indagine dell'antimafia viene toccato con la scoperta di una tangente ideata su una sentenza di condanna per tangenti. Nel 2005 l'imprenditore edile Paggiaro, per un cambio di destinazione a supermercato dell'area ex Maino a Gallarate, si era visto pretendere 250.000 euro da Caianiello, vicenda per la quale a fine 2017 il politico di Forza Italia era stato condannato in via definitiva per concussione, 3 anni di pena, 125.000 euro da risarcire alla parte civile concussa. I 3 anni non erano un gran problema perché coperti da indulto, ma il risarcimento sì, ingente, e impediva a Caianiello di chiedere la riabilitazione funzionale ad assumere di nuovo ruoli in Forza Italia. E così il medesimo imprenditore, concusso nel 2005, avendo ora di nuovo interesse a un altro cambio di destinazione urbanistica che Caianiello gli garantisce, per questo favore promesso accetta di concordare col concussore politico del 2005 una transazione in cui finge di avere da Caianiello ricevuto il risarcimento di 125.000 euro fissato dalla sentenza di rimborso e gli rimborsa pure 36.000 euro di spese legali. Corruzione dunque sulla sentenza per concussione. La tangente al quadrato, questa ancora mancava nella hit parade post Mani Pulite, cioè in sostanza il Caianiello era stato condannato a risarcire al concusso, all'imprenditore concusso, 125.000 euro. Il fatto è del 2005. Adesso, a distanza di 14 anni, praticamente, avendo l'imprenditore concusso di nuovo interesse a un altro cambio di destinazione urbanistico che il Caianiello gli garantiva, per questo promesso favore il concusso accetta di concordare col concussore del 2005 una transazione in cui finge di avere ricevuto dal politico, dal Caianiello, il risarcimento che la sentenza aveva stabilito. Insomma, una corruzione sulla sentenza per concussione. Facciamo finta che te mi hai dato 25.000 euro purché mi fai un nuovo favore. Bellissima questa storia qua, è veramente molto bella. Voltando pagina abbiamo il ritratto di Pietro Tattarella, ce lo troviamo in lista per le europee prossime. Forza Italia, Milano e Lombardia, ascesa e caduta dell'ex promessa di Forza Italia Tattarella. Se aspetto che mi premino, invecchio. Nel consiglio, diceva lui, nel consiglio comunale di Milano gli avversari gli riconoscevano una certa stoffa politica. Sul punto di lasciare gli azzurri viene candidato alle europee e la ribellione rientra. Stava per lasciare Forza Italia, l'hanno candidato alle europee. Beppe Sala ha dichiarato, il sindaco di Milano: siamo su 2 schieramenti diversi, ma ritengo Fontana
una persona specchiata, criminalità e mafia vanno fronteggiate. Stefano Buffagni di 5 Stelle, gli amici di Salvini di Forza Italia, perché lì la Lega governa con Forza Italia, sono stati arrestati. Contento che i 5 Stelle si siano attivati subito. Maria Stella Gelmini, Forza Italia ribadisce la linea garantista, la convinzione che i propri dirigenti potranno dimostrare l'estraneità ai fatti contestati. I ritratti degli altri personaggi, oltre a Pietro Tattarella, l'emergente stava per lasciare Forza Italia, l'han candidato e finito in galera. Gioacchino Caianiello, quello della tangente sulla tangente, il RAS di Forza Italia a Varese e dintorni, sarebbe stato lui a tentare di corrompere il governatore Fontana. Per i PM pensava di fuggire in Islanda, il buon uomo, dagli incarichi alle candidature. Il ruolo nel partito del mullah Caianiello. Ha iniziato la sua carriera nel PSI, il sostituto procuratore lo definisce come un sovrano a capo di un sistema. Poi c'è l'imprenditore in contatto col clan dell''ndrangheta Molluso di Bucinasco, Daniele D'Alfonso, imprenditore dell'azienda servizi ambientali Ecol Service, dava una bella stecca a Pietro Tattarella di 5.000 euro al mese, ragazzi. 5.000 euro al mese si beccava il Tattarella per consulenze, per posizionamento sul mercato dell'azienda di servizi. Era esperto di monnezza e come, di spazzatura, di schifo. Viaggi, carte di credito, quindi il Tattarella si beccava 5.000 euro al mese come consulenze. Viaggi, carta di credito, 3 auto, 3 automobili, uso di 3 automobili. Pagava Tattarella, secondo i PM lo avrebbe aiutato Tattarella ad aggiudicarsi appalti sui rifiuti. Versava oltretutto, il signor D'Alfonso versava 10.000 euro all'onorevole Sozzani, deputato alla Camera di Forza Italia, investiva altri 10.000 euro sul futuro consigliere regionale di Forza Italia Angelo Palumbo. Su richiesta del figlio dell'ex re delle bonifiche scomparso Grossi, Andrea Grossi, fa versare 10.000 euro a Fratelli d'Italia e anticipa 20.000 euro per la campagna elettorale di un altro di Forza Italia, altitonante. Questo è l'imprenditore che poi è in rapporto con il clan dell''ndrangheta di Bucinasco. Per l'antimafia D'Alfonso è un Giano bifronte in una nuova Milano da bere, convinto che si sarebbe piazzato sul mercato soltanto pagando. Così sì, il Corriere della Sera, che poi si occupa di Fontana. Il governatore indagato per abuso d'ufficio si era presentato di persona e senza appuntamento dal procuratore per avere notizie. La posizione di Fontana è quella invece della parte lesa, sostanzialmente. Inizia la mattina come parte offesa di un'istigazione alla corruzione che non ha denunciato, ma poi finisce la sera come indagato per l'ipotesi di abuso d'ufficio, che peraltro è dovuta sostanzialmente l'amarezza nella difesa in aula. Sono sempre stato onesto, io il primo a volere la verità, è come dice Sala, insomma, persona specchiata. Mentre a proposito di corruzione, affini, indagini e via dicendo, c'è anche il caso Siri. Denuncia Di Maio, il Carroccio, la Lega su Siri ha scelto la casta. Salvini vede la rottura ma si va avanti. Il capo dei 5 Stelle evoca Tangentopoli, il leader leghista dice porterò in Consiglio dei Ministri la flat tax. La politica, dice anche il ministro Bonafede, deve dare l'esempio. Ora i partiti presenteranno la fedina penale dei loro candidati, bisogna rispettare il lavoro dei magistrati. Conte non prevede un voto sul caso Siri nel Consiglio dei Ministri di oggi. Per la revoca basta la sua firma, la firma di Conte. L'obiettivo del Premier è solo informare i ministri e girare l'atto al Colle. C'è la foto del giorno, quella di Conte con un bellissimo bracco italiano. Il Premier Conte col bracco Zagor dell'Arma dei Carabinieri, ieri in visita all'aeroporto militare. Poi c'è il retroscena di Francesco Verderami, la rabbia della Lega per l'offensiva morale. Mentre per quanto riguarda le indagini su Siri, dobbiamo rivolgerci, come tutti i giorni, sul Corriere della Sera a Fiorenza Sarzanini. SMS e email che svelano i rapporti tra Arata e il sottosegretario Siri. L'imprenditore dice non ho mai pagato Siri, atteso il deposito della memoria del politico leghista. Ci sono decine di SMS, chat e mail tra Paolo Arata e Armando Siri, colloqui agli atti dell'inchiesta, in parte contestate ieri all'imprenditore accusato di aver corrotto il sottosegretario Siri con 30.000 euro in cambio di provvedimenti di legge sul mini eolico. Sono messaggi che provano un rapporto consolidato che li lega
ma questa è la tesi dei PM, dimostrano che il politico Siri era pronto a soddisfare le richieste dell'amico e dunque a favorire i suoi affari. Una contestazione che l'imprenditore Arata ha respinto ieri parlando per 3 ore con i magistrati. Mai pagato Siri, ha detto Arata. Questa mattina, mentre il presidente Conte dovrebbe comunicare al Consiglio dei Ministri la sua revoca dal governo, Siri potrebbe presentarsi in procura per dichiarazioni spontanee e un memoriale. Arata ieri è arrivato alle 16 davanti al procuratore Ielo, al sostituto Palazzi, accompagnato dall'avvocato Scalise. Strategia difensiva, non c'era alcun interesse privato nelle istanze che rivolgevo a Siri. Lo facevo per il consorzio del mini eolico, che comprende circa 100 aziende danneggiate dai provvedimenti di legge. Mi sono limitato a farmi portavoce di un interesse collettivo solo perché conoscevo Siri. Per dimostrarlo consegna ai PM la copia di un emendamento che gli fu inviato via mail dal presidente del consorzio. È lo stesso che si ripropose poi al Ministero per lo Sviluppo Economico. In realtà, scrive Fiorenza Sarzanini, la contestazione è ben più ampia perché Siri si spese in diverse sedi, compresa la legge di bilancio, per tentare di raggiungere il risultato. Ma soprattutto le intercettazioni tra Arata e il figlio rivelano che per garantirsi l'interessamento del politico gli avevano messo a disposizione almeno 30.000 euro. Quando lascia Palazzo di Giustizia, l'avvocato Scalise si limita a dichiarare verbale segretato. Misura di precauzione vale fino a quando Siri non si presenterà per fornire la propria versione. I magistrati sono consapevoli che gli interessati non hanno alcun divieto di comunicazione. Il sottosegretario potrebbe modulare la sua difesa dopo aver appreso quali siano le contestazioni dell'accusa. Ai PM l'avvocato di Siri, Fabio Pinelli, aveva annunciato la consegna di una memoria e una dichiarazione. Una scelta che potrebbe essere modificata se Siri sarà mandato via dal governo. Il sottosegretario ha dichiarato di essere innocente, negando di essere asservito e tantomeno a libro paga, mai servito a interessi privati. Stamani saranno aperti i cellulari e i computer sequestrati ad Arata e a suo figlio Francesco nella perquisizione del 19 aprile. Saranno ricostruiti tutti i contatti dell'imprenditore, i dettagli sulla rete di relazioni che secondo i magistrati aveva utilizzato anche per sponsorizzare Siri per entrare al governo. Durante l'interrogatorio Arata ha negato ogni pressione, così il Corriere della Sera. Poi c'è la corruzione in Calabria sotto inchiesta il presidente, indagato anche il sindaco di Cosenza, e corruzione a Palermo, 4 arresti, poi lo vediamo in dettaglio. Per quanto riguarda poi ancora la Lombardia, c'è da segnalare sul Corriere in cronaca appunto locale lombarda, dal piano neve alla raccolta dei rifiuti c'era un comitato che gestiva gli appalti, contatti illeciti tra D'Alfonso, Altitonante e Tattarella, il sistema corruttivo anche all'AMSA, l'azienda dei rifiuti di Milano. Arrestati 3 dipendenti. Secondo il GIP i politici sarebbero stati foraggiati per ottenere favori dopo le elezioni. Sempre sullo stesso tema, a proposito dell''ndrangheta, sul Giorno un articolo apposito, le mani dell''ndrina sui cantieri, da calchi taeggi a forze armate, così in Molluso incassavano soldi. L'indagine prova quanto sia facile eludere la normativa sulla certificazione antimafia. E poi i soldi in Liechtenstein, a City Life e Rudy Citterio. I personaggi citati nelle carte si rivede pure l'ex di Haller, Loris Zaffra. Le ultime mazzette che ha preso le ha messe a Monaco, le altre in Svizzera. Alcuni dei dialoghi intercettati. Mezzogiorno 21 settembre 2018, a bordo della Fiat 500 i dipendenti dell'AMSA Sergio Salerno e Giampaolo Riva, indagati. Fermi nel traffico, davanti a loro una fuoriserie Principato di Monaco. Va che mezzo, sorride Salerno. Chi è De Cillis? Replica scherzando Riva, facendo riferimento al direttore operativo dell'AMSA. E beh, è targata a Monaco. Le ultime mazzette che ha preso le ha messe là, dice Riva. Tutte lì? Beh, Monza le metteva, ribatte l'altro. In Svizzera, in Liechtenstein, è lì che il Loris lo suggeriva. Lì è Loris Zaffra che gli dice dove metterli al sicuro. Loris Zaffra, l'ex amministratore delegato dell'Aler dei tempi che furono. Oltre all'Andrina c'è anche finanziamento illecito per il deputato di Forza Italia Sozzani, per cui è stato chiesto l'arresto. C'è un filone piemontese della maxi inchiesta lombarda ai domiciliari, scrive il Corriere in cronaca di Torino, anche
Andrea Gallina, manager di Acqua Novara, perquisizioni a Settimo. Sono pesantissime le ripercussioni sul territorio piemontese dell'operazione Mensa dei Poveri, condotta dalla Procura di Milano, che fa emergere un quadro di rapporti anomali fra amministratori pubblici e imprenditori privati. Il GIP Mascarino lo definisce disarmante, sia nell'agire di quelli che sono chiamati a governare, sia dei privati che elargiscono prebende ai politici. Il nome di spicco fra gli indagati piemontesi, quello del deputato di Forza Italia Diego Sozzani, ex presidente della provincia di Novara, accusato di finanziamento elettorale illecito, aver intascato 10.000 euro dall'imprenditore Daniele D'Alfonso della Ecol Service. Per Sozzani, arresti domiciliari. L'esecuzione della misura è sospesa in attesa del pronunciamento della Camera, richiesta di autorizzazione a procedere. In carcere Pietro Tatarella, come abbiamo detto, enfant prodige di Forza Italia. Domenica scorsa era al fianco di Alberto Cirio, candidato presidente del Piemonte a Torino. Ha ottenuto i domiciliari Andrea Gallina, amministratore delegato della società pubblica Acqua Novara Verbano Cusio Ossola, al quale vengono contestati i reati di turbativa d'asta e corruzione. Avrebbe favorito la società Ecol Service in un appalto da 6 milioni per la pulizia dell'impianto fognario locale. In cambio, il Gallina avrebbe accettato dal D'Alfonso un mensile di 2-3 mila euro su conti intestati alla sua compagna. 5.000 glieli dava invece a quell'altro, a Tatarella, più gli vari bonus, viaggi, auto e carta di credito. Determinante per l'affidamento della gara sarebbe stato l'apporto di Giovanni Rissone, di Settimo Torinese, responsabile acquisti, gare e appalti per Acqua Novara VCO. Ieri mattina i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del soggetto, il filone piemontese. Per quanto riguarda invece Palermo, blitz al settore opere pubbliche, con questi paghiamo il mutuo e le vacanze, le intercettazioni shock, appalti e bustarelle di 4 funzionari su chi ha alzato il velo delle tangenti. Magari qualcuno gli sparasse. In retroscena i rimborsi gonfiati, gli extra sulle spalle dei cittadini, spese maggiorate per scuole, caserme e alloggi di servizio. Ci pensiamo noi ad aggiustare i documenti. Una cricca, scrive Repubblica, in questo caso in cronaca di Palermo, che intascava mazzette, gonfiava gli appalti, truffava sui rimborsi delle missioni. Funzionari del provveditorato interregionale opere pubbliche, legati da un patto siglato anche mettendo a rischio la sicurezza dei bambini nelle scuole ristrutturate alla meno peggio per risparmiare il più possibile. Un'organizzazione che ha comportato l'indagine su questa organizzazione ha comportato un'indagine di quasi 2 anni, arresti domiciliari per 4 funzionari, sospensione di 1 anno dall'esercizio di pubblico ufficiale per altri 2 dipendenti, misura cautelare del divieto di contrarre per 1 anno con la pubblica amministrazione per 8 imprenditori del settore edilizia. E lasciamo anche Palermo, giusto per fare il giro sulla corruzione, questa volta in ambito giudiziario. La giustizia svenduta in quel di Lecce, l'inchiesta di Lecce sul tribunale di Trani, il pubblico ministero Savasta che dice: ho dato 10.000 euro all'altro ex pubblico ministero Scimè. Così l'ex pubblico ministero ha inguaiato anche il collega. Il fascicolo riguarda una serie di favori fatti a imprenditori in cambio di soldi. Da lunedì incidente probatorio davanti al GIP. Ha detto di aver preso in tutto 120.000 euro tra contanti, regali e favori fatti al suo ex cognato dall'imprenditore Flavio D'introno. Nei verbali davanti alla procura di Lecce, il PM Antonio Savasta ha anche raccontato di aver pagato l'ex PM Luigi Scimè. Ebbi le 10.000 euro da D'introno, naturalmente gliele detti a Scimè. Gliele consegnai, mi sedetti di fianco alla macchina al posto guidatore. Parole che hanno fatto finire nei guai anche l'altro ex pubblico ministero di Trani, ma danno il senso del perché la procura di Lecce abbia chiesto l'incidente probatorio. Su questo episodio le cose non tornano alla procura di Trani, mentre se andiamo a Bergamo troviamo mazzette per false residenze agli immigrati, promessa sospetta già 5 anni fa. Nel 2014 il geometra del comune di Cene, Saverio Di Buono, segretario comunale a Foppolo e in altri comuni, che mimava le manette di fronte ai giornalisti, fuori dal comune di Foppolo, novembre 2016, a una vigilanza dice: De Buono è disposto a pagarti. Fu condannato. 10 arrestati nell'inchiesta per corruzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In carcere Leandra Arnaldo Pavoré, brasiliana di casa Bergamo, candidata in Forza Italia. Andrea Sciortino, agente della polizia locale di Bergamo, scrive il Corriere di Bergamo.
Le indagini che hanno portato a 10 arresti ieri erano iniziate nel 2016, grazie al sospetto di un poliziotto dell'ufficio immigrazione. Ma da quanto esisteva il giro che consentiva a immigrati irregolari, quasi sempre cinesi, di ottenere il permesso di soggiorno grazie a certificati di residenza falsi? Da quanto tempo esisteva? Una risposta della giustizia forse non arriverà, difficile risalire negli anni, ma un episodio c'era già stato nel 2014. Un agente della polizia locale di Cene raccontò al sostituto procuratore Mancusi che quel giorno, dopo l'ennesimo rifiuto di concedere residenza a 3 cinesi che nei controlli nell'abitazione non si trovavano mai, qualcuno le aveva spiegato che c'era la possibilità di incassare dei soldi. Secondo le sue dichiarazioni si trattava del geometra del comune Zambaiti di Albino, un amico del proprietario di casa, con un elemento particolare che, riletto oggi, incuriosisce. Secondo la vigilessa, Zambaiti le aveva detto: Saverio De Buono, segretario comunale, è disposto a pagarti per far finta di nulla. Calabrese, De Buono è tra i 10 arrestati di lunedì mattina, accusato di corruzione ai domiciliari, segretario in più comuni bergamaschi, operativo anche a Orio al Serio, già imputato nella richiesta di rinvio a giudizio su Foppolo e indagato per abuso d'ufficio nel caso del Monte Poieto ad Aviatico. Un bel quadrettino, anche questo qua a Bergamo. A Castrezzato, invece, Brescia, indagini pilotate, 8 arresti, indagati finanzieri, funzionari dell'Agenzia delle Entrate e il comandante della locale. Lo racconta oggi Brescia Oggi in prima pagina. Uno studio di consulenza garantiva controlli tributari soft in cambio di tangenti. 7 persone in carcere, una ai domiciliari, un'inchiesta della Procura di Brescia su presunti controlli tributari pilotati per garantire impunità agli evasori fiscali. L'ordinanza di arresto per pericolo di inquinamento delle prove ha raggiunto il titolare di uno studio di consulenza e elaborazione dati di Castrezzato, Brescia, il commercialista dello studio, un imprenditore locale, 2 militi della Guardia di Finanza in servizio, un loro collega in pensione, il comandante della polizia locale di Castrezzato e un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Brescia. Vi basta come quadretto corruttivo per la giornata di oggi? No, non basta, perché andiamo alla Procura di Firenze. La finanza entra in procura, lettera del PM turco, e prende quota l'idea della guerra interna. È la Procura di Genova che indaga su Firenze per competenza territoriale. L'inchiesta è nata nei mesi scorsi a Genova, dopo che è stato depositato un esposto contro la Procura di Firenze e i suoi vertici, il capo Giuseppe Creazzo, l'aggiunto Luca Turco, in cui si contesterebbe la gestione dell'ufficio. Ieri la Guardia di Finanza di Genova ha acquisito diversi documenti negli uffici della Procura. I magistrati acquisiscono carte. L'esposto che ha dato il via all'inchiesta parte dalle indagini sui concorsi truccati per medicina a Careggi. Bellino, niente male. Tra gli altri temi politici, andiamo rapidi, vi segnalo una bella intervista al Corriere del Veneto al leghista Roberto Marcato, assessore della Giunta Zaia al commercio, assessore allo sviluppo economico, sulla questione dell'autonomia. L'autonomia è in stallo, le imprese hanno ragione, è dura governare con il Movimento 5 Stelle senza la riforma alle regionali. Rischiamo, dice Marcato, sui migranti, se fossero tutti Leonardo da Vinci andrei a prenderli io. Invece abbiamo importato la mafia nigeriana. Su Forza Italia ricordo come ci trattavano: porte chiuse ai capibastone, non ci servono, dice Roberto Marcato in questa bella intervista al quotidiano Il Corriere del Veneto. Mentre c'è un'altra intervista che vale la pena di leggere al Corriere del Mezzogiorno, quella al presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prosedi, il quale dice: mancano i cancellieri per le sentenze e quindi sono liberi, sentite bene, aprite le orecchie, a Napoli e dintorni sono liberi 12.000 condannati, no 12.000, è un esercito, non so quante coorti di eserciti, no, è un esercito, è uno sterminio di condannati che sono liberi. Ha ragione Salvini che ha fatto questo numero, dice il magistrato, lanciai io l'allarme, c'è poco personale, ho chiesto ad alcuni volontari di lavorare anche di sabato, dice il presidente della Corte d'Appello di Napoli. Ho creato una task force prelevando funzionari da altri uffici. In 2 anni il numero è diminuito di 5.000 unità. Un altro magistrato, tanti anni fa, adesso non me lo ricordo il nome, è stato anche prefetto, magistrato, eccetera, diceva che a Napoli, altro dato incredibile, il 75% dei cittadini ha precedenti penali o ha avuto a che fare con la giustizia. Fate voi, 12.000 condannati liberi. Incredibile. Queste sono le cifre non di una disfatta, di un'ecatombe. Poi uno si domanda chi comanda a Napoli.
la camorra, trisillabe, tre sillabe, camorra, capito? Camorra. Dal pieno centro di Napoli alla periferia, lì l'Italia non esiste, punto. Salvini è intervenuto sul caso delle sentenze definitive di condanna non eseguite. Era ora, così la mia non è più una voce nel deserto, dice Giuseppe De Carolis di Prossedi, presidente della Corte d'Appello di Napoli. Finalmente ha un alleato, Salvini, col quale combattere la battaglia che ha intrapreso da quando si è assediato. In giro per Napoli, ha detto ieri Salvini parlando a Milano, ci sono liberi non alcune centinaia, ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che per problemi di organizzazione e personale mancante della giustizia sono a spasso. Non è un atto di accusa, ma un problema che dobbiamo risolvere. Dopo la repressione tu devi garantire la custodia di coloro che sono stati catturati, più di 10.000 persone, 12.000, dice Salvini. Il presidente De Carolis dice: adesso l'ho sollevato io il caso nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Ero reduce da un incarico che mi portava a occuparmi di ingiusta detenzione. Mi venne in mente di verificare quante sentenze venivano eseguite e quante no. Non esistevano dati, dovetti contarli a mano, rimasi sbalordito. Il numero era sorprendentemente alto, 17.000, e il dato si riferisce soltanto a quelle di condanna. Dipende dalla cronica carenza di personale amministrativo, quindi neanche 12.000, 17.000. Quante sono però al momento le sentenze di condanna definitiva non ancora eseguite? Circa 12.000. Bisogna però considerare che alle pregresse 17.000 ogni anno se ne aggiungono di nuove, quindi non solo smaltiamo l'arretrato, ma mettiamo in esecuzione le sentenze più recenti. I numeri sono impressionanti, così sul Corriere del Mezzogiorno. Mentre brevemente ritorniamo ancora al capitolo corruzione e affini, seppur in forma più soft, siamo a Bologna, centrodestra e spese pazze, salvi soltanto Bignami e Varani. La procura chiede 10 condanne per gli ex consiglieri regionali. Una notizia bella invece riusciamo a pescarla: un'italiana che inventa il kit svela cancro. A Parigi Patrizia Paterlini Bresciò ha sviluppato un test per una diagnosi precoce. L'oncologa è stata inserita tra i finalisti, scrive Il Tempo di Roma, degli European Inventor Award 2019, a caccia di cellule tumorali prima che si sviluppino in metastasi. Una ricercatrice italiana, l'oncologa emiliana Patrizia Paterlini Bresciò, è tra i 15 finalisti dell'edizione 2019 European Inventor Award per aver sviluppato una tecnologia di filtrazione del sangue che permette il riconoscimento precoce del cancro. Il nuovo metodo della ricercatrice italiana, da anni in Francia, è professore all'Università Parigi Descartes, rende possibile per i medici l'individuazione di cellule tumorali nei campioni di sangue prima che il tumore venga rilevato dalla diagnostica per immagini. Una scoperta molto importante, molto interessante. Mentre, cambiando argomento, ve lo cito rapido, all'Italia Lufthansa, chiedo scusa, i tempi supplementari per il caso Alitalia tengono in gioco il gruppo tedesco che punta ad acquisire il 100% di Alitalia in 2 step, in 2 passaggi. Non solo esuberi e ridimensionamento, ma anche strategia multi-hub e aerei nuovi. Lufthansa si mangerà Alitalia? Punto di domanda. Torniamo però brevemente adesso alla pagina politica del Corriere della Sera, poi cambiamo argomento. Andiamo al pezzo di Maria Teresa Meli su Zingaretti e il Movimento 5 Stelle. Presto si dividerà, il PD stia pronto, dice Zingaretti, che vuole in sostanza sposarsi con i 5 Stelle. Velocissimi dal Corriere della Sera. Pagina degli esteri, liberi i giornalisti nemici di Aung San Suu Kyi, leader civile birmana, ex prigioniera politica, che ha approvato la condanna dei giornalisti che avevano rivelato il ruolo dei militari in una strage dei musulmani Rohingya. Hanno denunciato le stragi sui musulmani, appunto Rohingya, perdonati dopo 511 giorni di carcere, mentre Aung San Suu Kyi, per essere antimusulmana, è diventata anche un brutto essere, diciamo così, per molti. Intanto c'è un ristorante italiano a Berlino che dice no ai politici di Alternative für Deutschland, l'elegante ristorante Bocca di Bacco, dove ci vanno star come George Clooney, Andrea Bocelli, l'ex cancelliere Gerhard Schröder. È un ristorante dei super radical chic che non serve gli xenofobi della destra. Il posto è frequentato da politici e star. La reazione dei politici di Alternative für Deutschland: ridicolo.
Mentre vi segnalo il viaggio del Corriere della Sera, le 28 tappe che oggi toccano la Lettonia, terra promessa della Cina. La Lettonia è il terminale sul Baltico della Via della Seta, un porto, treni diretti, una comunità cinese minuscola che sta crescendo. Viaggio in Lettonia, dove il governo ha stretto alleanze commerciali con la Cina anche per combattere la fuga dei giovani. Sono solo 1000 persone, ma arrivano uomini d'affari e a muovere i primi fili un uomo che ha ottimi contatti anche con il Cremlino. La Lettonia cinese, in sostanza. Dal Corriere della Sera poi 2 fatti di cronaca: violentata mentre torna da scuola a Bolzano, vittima una sedicenne. La polizia cerca 2 senza tetto. La pista è quella dello stupro come rito di ingresso nelle gang nigeriane. Stava tornando da scuola lunedì, una passeggiata immersa nel verde lungo le acque del torrente Talvera. Sotto il ponte della pista ciclabile 2 uomini l'hanno avvicinata, strattonata, spinta tra i cespugli e lì l'hanno violentata, lasciandola quasi incosciente. Quando si è ripresa, la giovane 16 anni è riuscita a trascinarsi sulla passeggiata. Soccorsa da alcuni passanti, hanno chiamato le forze dell'ordine. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita da 2 africani, ha fornito un identikit. La scientifica è al lavoro, ha individuato il profilo biologico degli stupratori. Gli uomini della squadra mobile sono sulle tracce di 2 ventenni nigeriani senza tetto che bivaccano sotto i ponti della città. L'episodio ha sconvolto tutta Bolzano. Non è la prima volta che in quella zona avvengono aggressioni e abusi sessuali, scrive il Corriere della Sera. A Vicenza, invece, l'amica quindicenne offerta sessualmente da quella che riteneva essere una sorella più grande ai suoi sodali, dopo una trattativa sulla pelle di quella della minorenne, solo per avere in cambio della droga, scrive il GIP di Vicenza, che ha fatto scattare gli arresti domiciliari per una 31enne di Trissino e i suoi 2 amici marocchini. Infine, sempre dal Corriere, una bellissima cosa curiosa: i ritratti dei 600 abitanti di un paesino della Comasca, Barni, un incantevole paese, sono diventati fotografie giganti disseminati per le viuzze e le stradine. La storia di Barni nel Comasco e di una professoressa autrice del reportage. C'è cosa simile anche in Sardegna, in alcuni paesi della Sardegna. È stato riproposto il tutto a Barni. La storia in uno scatto: ogni persona mostra un oggetto caro di famiglia proveniente dal passato. Al paese che si è messo in posa si giunge salendo da Erba e costeggiando il fiume Lambro verso il passo del Ghisallo, sopra il lago di Como. La strada è la stessa che ricalca quella romana che da Milano portava a Bellagio. Si arriva a Barni, 700 metri d'altezza, 600 anime che formano 200 famiglie. Lì aveva casa anche il professor Ettore Adalberto Albertoni, tra l'altro, per inciso. È un posto magnifico, 200 famiglie, anzi 200 fuochi, come si diceva una volta. A partire dal 2016 quasi tutti gli abitanti si sono fatti fotografare un ritratto piuttosto particolare. Ciascuno di loro doveva reggere un oggetto caro di famiglia proveniente dal passato, attrezzi e utensili impiegati in campagna, dalla scaldina, la pentola che riscaldava il letto, al rigun, un aratro che apriva il terreno favorendo la semina. C'è anche chi si è portato un giornale, il pane, una vecchia bici. Dei 600 scatti, 40 sono diventati gigantografie esposti fra le 13 corti sparse nelle viuzze centrali del paesino, distanti 3 minuti a piedi dalla chiesetta romanica dei Santi Pietro e Paolo. Pannelli su cui sono stampate le foto in bianco e nero, appese a muri e balconi del Vicul di Fiur, la Courte de Mabila e il Giardin di Ghisi, soprannomi di gente del posto, la fioraia, il ciabattino e il pastore. L'autrice del colossale reportage, museo etnografico, si chiama Giulia Caminada, ha 50 anni, insegna lettere alle medie, è barnese da generazioni e la nostra radio la conosce bene. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi.
Sì, D43. Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. Correnti umide affluiscono verso il nord Italia richiamate da una depressione di provenienza atlantica. Un miglioramento è atteso però domani e venerdì prima di una nuova perturbazione attesa per il fine settimana. Nel dettaglio oggi abbiamo i cieli molto nuvolosi o coperti, qualche goccia al mattino per lo più sulla fascia alpina e prealpina. Poi da metà giornata piogge dapprima attorno a Verbano e Lario, via via in estensione anche al resto della regione. Le temperature massime in calo previste tra 12 e 16 gradi. Domani residua nuvolosità e ultime gocce all'alba, poi dal pomeriggio schiarite soleggiate progressivamente più ampie con rialzo termico. Bel tempo prevalente venerdì, più mite con solo qualche nuvola di passaggio. La tendenza per il fine settimana, sabato più nuvoloso, a tratti temporalesco, infine domenica inizialmente ancora nuvole, ultimi rovesci in allontanamento verso sud-est e poi un graduale miglioramento con raffiche di favonio possibili fino in pianura. È tutto, vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Torniamo rapidamente al Corriere della Sera per una notizia che riguarda una misura che è contenuta nel decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza e che sembra funzionare molto bene. I riscatti della laurea ad aprile più 200%. Le domande sono state spinte dalla procedura agevolata, cioè dal pagamento di 5.241 euro all'anno per gli studi universitari dopo il 1996. Dunque, scrive il Corriere della Sera, sembra funzionare bene il riscatto della laurea low cost, a costo basso agevolato, cioè la possibilità di far valere gli anni dell'università ai fini della pensione
a un costo più basso rispetto alla procedura normale. I dati INPS parlano chiaro. Ad aprile, tra riscatto low cost e riscatto normale, sono arrivate 7.020 domande. Rispetto alla media del 2018, quando il riscatto low cost non c'era ancora, l'aumento è del 202%. Il riscatto agevolato è possibile solo per gli anni universitari a partire dal 96 in poi. Quella è la data in cui in Italia è entrato in vigore il sistema previdenziale contributivo, che calcola la pensione in base ai contributi versati nel corso della vita. Però questo sembra avere avuto successo. Mentre andiamo brevissimamente adesso a vedere anche le altre prime pagine, dopo vedremo anche la cronaca locale, che è particolarmente interessante, curiosa perlomeno, e intanto però dicevamo dalle altre prima pagina di Italia Oggi, su una questioncella che vale la pena comunque ogni tanto di rispolverare, cioè l'ideologismo acuto. Nel titolare il servizio, dedicato ad alcune delle esponenti della battaglia dell'ultrasinistra negli anni '80, anche il quotidiano Repubblica si è vergognata di riportare nel titolo la loro posizione esposta nell'articolo. Il titolo infatti dice: Luciana Castellina torna all'altra sinistra, noi donne contro il fascismo. Le reduci di cui si tratta sono delle signore di gran nome: Ginevra Bompiani, Rossana Rossanda, Luciana Castellina, la prima editora, e 2 animatrici del manifesto, le altre 2, che dicono: non stiamo entrando nel fascismo, ma nel nazismo. Già la prima affermazione, scrive Italia Oggi, è esagerata, ma la seconda non sta né in cielo né in terra. Tenendo conto dell'età e vedendo le loro foto, ho subito pensato, scrive il direttore Magnaschi nella rubrica di prima pagina, Il diritto e rovescio, ho subito pensato che l'età gioca dei brutti scherzi a tutti. Ma poi mi sono ricordato che le 3 esponenti dell'ultrasinistra sostenevano queste tesi anche quando erano giovani. No, non sono peggiorate col passare del tempo, sono rimaste là, all'ideologismo acuto. Vi segnalo da Italia Oggi a volo il pezzo di Marino Longoni, la legge sblocca cantieri che nasce col bacco dentro, basta un accertamento fiscale per fermare un'impresa, dunque non sblocca nulla, la sblocca cantieri. Il commento di Domenico Cacopardo sul caso Siri: il Consiglio dei Ministri non è un organo collegiale come i 2 organi del Parlamento, in genere non si vota in Consiglio dei Ministri, ma Di Maio non lo sa. E non si può minacciare Atlantia con armi spuntate, non si vota sul caso Siri. Luigi Curini invece, professore presso l'Università degli Studi di Milano, su Salvini: attaccarlo come fascista non serve a batterlo perché lui non opera sul vecchio terreno ideologico, è apprezzato dai votanti per i valori che incarna, è per questo che è scivolato sul caso Siri, dove si parla di valori, giusto appunto. Mentre in 10 anni, ci racconta Italia Oggi con Vittorio Pezzuto, gli occupati stranieri, più 764.000, hanno sostituito quelli italiani, meno 640.000. Il dato emerge da una ricerca su dati Istat e Eurostat. Sono gli stranieri che hanno rimpiazzato gli italiani nei posti di lavoro. E poi ancora da Italia Oggi una chiacchierata con Dino Cofrancesco, docente della Università di Genova, intellettuale e storico delle dottrine politiche e della filosofia. Meglio l'insulto dell'analisi, siamo un popolo di faziosi che resiste alla necessità di capire. La politica è stata sostituita dall'economia e dal diritto. E poi ancora da segnalare il pezzo di Chris Boniface, cioè di Franco Becchi sul Tempo, riportato da Italia Oggi, il re della casta che accusa la Lega di volere solo poltrone. È Vincenzo Spadafora il re della casta. Ha fatto in tutta la sua vita un autentico slalom fra incarichi pubblici. Era dei Verdi, è passato all'Udeur, è passato alla Margherita, è passato al PD, è passato a Forza Italia e infine al Movimento 5 Stelle. Questo è l'ottimo Vincenzo Spadafora, il moralizzatore dei 5 Stelle. C'è un signore che è fra i simboli della casta in Italia, che ha accusato la Lega di Salvini di essere casta intoccabile per il caso Siri, la poltrona di Siri. Stessa poltrona, peraltro, su cui è seduto quello stesso signore, che si chiama Vincenzo Spadafora, fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, perché così ha imposto l'ennesimo carro al quale è riuscito ad agganciarsi, quello del Movimento 5 Stelle. Prima era coi Verdi di Pecoraro Scanio, era in tutti i sensi, diciamo così. Mentre sempre da Italia Oggi, nessuno vuole le case a €1, un solo immobile ceduto su 38 nel comune laziale di Patrica, Frosinone, dopo il boom di richieste di informazioni anche dalla Cina. Non le ha comprate nessuno.
Ma lasciamo Italia Oggi per andare brevemente agli altri quotidiani. Dal Quotidiano Nazionale in primo piano vi segnalo una sentenza della Corte di Cassazione. Non può essere negato ai genitori extracomunitari con figli minori il permesso a restare in Italia. Non bastano i limitati contatti via Skype o WhatsApp e le visite nelle vacanze scolastiche. E se un giudice impedisce il contatto fisico, svaluta la figura dei genitori in un'età cruciale per i minori. Così la prima sezione civile della Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso di una coppia di genitori albanesi che chiedeva il permesso a tempo determinato per rimanere in Italia, dove risiedevano a casa dello zio, con regolare permesso di soggiorno, i loro 2 gemelli di 10 anni. Sempre dal Quotidiano Nazionale, poi, accolto in comunità, violenta l'educatrice. Siamo a Bergamo, di notte è entrato in camera della giovane un 19enne arrestato a Bergamo. Il ragazzo con problemi di droga si è presentato nudo nella stanza della donna. Le grida d'aiuto hanno richiamato gli altri educatori che hanno bloccato il giovane. Lei stava dormendo, piena notte, dentro l'edificio che ospita la comunità di recupero. La porta della camera si apre e si materializza un giovane nudo che le si butta addosso. Il ragazzo l'ha palpeggiata costringendola ad atti sessuali, attimi di terrore per una 25enne bergamasca, educatrice in una comunità di recupero per tossicodipendenti di Pontirolo Nuovo, comune della Bassa Bergamasca. E intanto a Roma assediati, la polizia doma la rivolta, l'abbiamo già visto, insulti a Casalbruciato, vi impicchiamo, le minacce ai nomadi, una famiglia scortata dagli agenti. Per concludere, dal Quotidiano Nazionale invece vi segnalo un altro articolo su tutt'altro argomento: le auto senza pilota, a Parma e Torino partono i test. Un giorno sarà vietato stare al volante, dice l'ingegnere Alberto Broggi, general manager di Vislab, attiva su questo fronte. Arriva sulle strade italiane il primo veicolo a guida autonoma. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha rilasciato la prima autorizzazione a sperimentazione su strade pubbliche di un'auto senza pilota. A condurre i test su strada in tratti specifici delle città di Torino e Parma l'azienda di Parma Vislab, l'unica ad avere finora presentato domanda di autorizzazione. Questo ministero, ha detto il ministro Toninelli, guarda al futuro e alle nuove tecnologie per la sicurezza e la serenità di chi viaggia. La sperimentazione potrebbe partire già oggi a Torino e a Parma. Andiamo alla Stampa di Torino, appunto. Corruzione, assalto del Movimento 5 Stelle alla Lega è il titolo d'apertura. Il presidente della Lombardia Fontana si dice estraneo all'inchiesta di Milano che travolge Forza Italia. I PM dicono la sua posizione è al vaglio. In ogni caso Di Maio, dopo gli arresti in Lombardia, dice Tangentopoli non è mai finita. E Salvini, sono stufo. Oggi il caso Siri in Consiglio dei Ministri. Mentre sempre dalla Stampa, ma il buongiorno i guastatori di Mattia Feltri su questa questione di Salvini, soprattutto perché è uno dei più commentati, come sapete, del periodo, è uno dei soggetti più commentati, è sempre lui, il nostro Salvini. Una delle più brillanti imprese di Matteo Salvini è di essersi fabbricato i Paolini da solo. Lo ricordate Gabriele Paolini? Si appostava, prendeva corpo allo scoccare della diretta in favore di telecamera alle spalle dell'intervistato, il quale talvolta gli dava una botta in testa. Ecco, Salvini se li è fabbricati da sé, eppure più simpatici. Così goloso di bagni di folla, di pacche a maniche di camicia arrotolate, smanioso di selfie e video e pollici all'insù, su Facebook, ha cominciato a capitargli nel mezzo del trionfo popolare qualche guastatore. Le prime furono 2 belle ragazze che al momento dell'autoscatto si schioccarono un bacio saffico e il ministro, colto di sorpresa, restò immortalato con quella faccia da pan brioche diventata la misura dello scorno. Ieri si sono infiltrati 2 di fila. Uno gli ha chiesto dove sono spariti i 49 milioni e l'altra se i terroni di colpo non siano più di merda. La seconda volta Salvini se ne è avuto così a male da ordinare alla polizia il sequestro del telefonino, a dimostrazione che non è la scelta delle case editrici a illustrare meglio la sua indole. E qui Feltri pesta una M colossale, perché poi il telefonino è stato talmente sequestrato che il video lo trovate in rete, integrale, totalmente, diciamo. Lo smartphone è stato poi restituito e noi tutti ci siamo gustati l'incursione, ce ne gusteremo delle altre sempre più di moda. L'aspetto interessante però non ha a che vedere con la goliardia, ma col ribaltamento, perché tuffarsi nel rapporto diretto con la gente significa sguazzare fra gli adoratori e dopo un po' fra gli oppositori. È solo il populismo che divora se stesso. Vabbè, allora cosa ha voluto dire? Salvini, se viene contestato, viene contestato. Finché viene contestato così è anche normale, o no?
uno che va nella folla trova anche gente che fa così, ma normalissimo, punto e basta. Voltiamo pagina e troviamo le tangenti in Lombardia che travolgono Forza Italia e, scrive La Stampa, minacciano Fontana. In arresto i due di Forza Italia, Tattarella e Altitonante, richiesta per il deputato sempre Forza Italia Sozzani. Il sistema del Nord da sogno a incubo, scrive Paolo Colonnello, assediato da Mazzetta e 'Ndrangheta, l'eterno ritorno della corruzione. Politici affamati, è Jurassic Park, io li convinco con i privé al night. Dai verbali le carte dell'inchiesta, soldi illeciti a Fratelli d'Italia. Ombre sulla candidatura anche di Lara Comi. Fontana rischia per gli incarichi a un socio. In Calabria i guai del PD l'abbiamo già visto, e poi Di Maio che sfida la Lega, Tangentopoli non è mai finita. C'è il retroscena sulla Stampa su Siri, un precedente molto rischioso, ma Salvini rinvia la resa dei conti. Lo sfogo del ministro dell'Interno contro i grillini. Contrattacca sulle riforme. Tirano fuori gli attributi loro sulla flat tax, sforando il 3% del deficit. E lasciamo con questo anche La Stampa. Andiamo al Fatto Quotidiano, che titola così: il centrodestra rinasce a San Vittore, le due retate, ce n'è per tutti. Lombardia 95 indagati per tangenti, favori ai clan, in bilico Fontana, governatore Lega, addirittura in Calabria inquisiti Occhiuto Forza Italia e Oliverio e Adamo del PD. Su Siri il finto duello, oggi è fuori. San Marino però dice mutuo proibito, in Consiglio dei Ministri la Lega contro l'addio. Di Maio sfida Salvini ad aprire la crisi sul sottosegretario, il leghista ammette la spaccatura c'è. Ma il destino di Siri, indagato, pare segnato. Una fonte della banca dice che quel finanziamento a Siri è anomalo. Né patrimonio né reddito adeguato, un mutuo da non dare, dice una fonte della Banca di San Marino, che spiega al Fatto Quotidiano perché il prestito a Siri è contro una sana e prudente gestione. Qualcun altro, notaio, dice quello è un metodo, magari qualcuno dice può osservare tecnicamente che presso un atto notarile di quel genere può essere anche uno strumento per far rientrare dei capitali in Italia. Mentre per quanto riguarda l'inchiesta di Milano, i due volti nuovi di Forza Italia mettono nei guai Maria Stella Gelmini, scrive Il Fatto. La tragedia dell'ex partito azienda di Berlusconi, sondaggi giù, e l'inchiesta che scatena la rivolta contro Maria Stella Gelmini che proteggeva i due ingabbiati ieri. I rieccoli è il commento di Marco Travaglio. La retata di Milano e in contemporanea le indagini per mazzette a Catanzaro e a Palermo. Qual è il vero cancro che si mangia l'Italia? Non immigrati, non i cantieri bloccati, non le fake news di Putin, ma una classe politica e imprenditoriale corrotta dalle radici, scrive Marco Travaglio. Mentre Repubblica apre con questo titolo: il giorno del giudizio. A Roma oggi duello finale sul caso Siri, Movimento 5 Stelle dice la Lega cerca un pretesto per la crisi. A Milano mafia e tangenti, arrestati i big di Forza Italia, i pubblici ministeri indagano su Fontana. La foto di Repubblica in prima pagina è quella di Salvini e Siri e presentano il manifesto di Noi con Salvini. A fondo pagina invece Benedetta Tobagi si occupa di Casa Pound, Roma, Casal Bruciato, i Rom, ti stupro, parole d'odio a madre Rom. Casa Pound le nega l'alloggio, famiglia scortata a Roma. Troia, ti stupro, queste parole sono state gridate ieri contro una donna che portava in braccio la sua bambina, aveva la colpa di voler entrare nell'alloggio popolare e di essere Rom, scrive Benedetta Tobagi in prima pagina. Mentre a proposito del caso Siri, per lui ultime ore al governo, i PM lo convocano e lui rinvia, ma c'è anche la storia di Siri prima della Lega, a pagina 2 di Repubblica. Esoterismo, massoni, massaggi, lo strano circo del sottosegretario Siri, che fondò nel 2011 il PIN, Partito Italia Nuova, una chiave come simbolo. Tra gli obiettivi la pace universale, massonicamente, e portare le tasse al 15%, tasse e massaggi, aliquota unica e ipnosi. Quando non si occupa di eolico, Armando Siri si occupa di esoterismo. La doppia vita del sottosegretario: guerrieri della luce, scrittori esoterici e un po' razzisti, scrive Repubblica, e insegnanti dei 7 archetipi psicologici umani, massaggiatrici shiatsu, paramassoni, studiosi dell'olismo, una filosofia che vede nell'uomo un tutto e non una somma di parti. Questi strani personaggi ruotano intorno al sottosegretario
che tiene in bilico il governo Conte. Il simbolo è una chiave, il simbolo del partito Italia Nuova, PIN 2011. L'obiettivo è la pace universale, flat tax al 15%. Dal PIN nasce una costola, spazio PIN, e qui il gruppo di siriani, seguaci di Siri, prende forma, si fa soggetto filosofico, conquista la regia della Lega. Siri diventa responsabile della scuola di formazione del Carroccio, 150 euro, quota minima di adesione. I soldi vanno a spazio PIN, la cui ragione sociale non ha a che fare con la politica. L'associazione, per esempio, organizza nel 2015 un seminario dal titolo Il segreto del calice e della spada, relatori Siri e Serenella Ballore, messaggera di felicità e costruttrice di luce, che dopo un'esperienza di pre-morte ha scoperto il valore umano e l'olismo. Nei suoi video Serenella Ballore emana ottimismo, ha un sorriso aperto, capelli viola, lo spazio PIN è molto attivo, è collegato alla Lega, ha tra i suoi fondatori Marco Luca Perini, oggi capo della segreteria di Siri, citato nell'inchiesta per l'acquisto dell'immobile a Bresso, e una massaggiatrice shiatsu, collaboratore della scuola politica Aldo Storti. Scelto da Siri, di sé scrive che collabora con deputati e senatori, tiene corsi di formazione politica basati sui 7 archetipi psicologici umani, ispirazione teosofica orientale. Storti ha anche fondato il movimento Roosevelt, un'entità metapartitica non massonica ma guidata dal gran maestro Gioele Magaldi, quindi un pochino odora di grembiulino. Storti è una macchina di seminari per portare in giro il verbo dei 7 archetipi psicologici umani. Salvatore Brizzi invece si rivolge a volte ai non terrestri, agli alieni. È uno scrittore esoterico molto legato a Siri. Ha una popolarità, tiene corsi in tutta Italia, YouTube è piena dei suoi clip. Ha scritto La Sacra Sessualità, il manuale di evasione dallo psicopenitenziario e il recente Rinascita Italica. Che i miei gusti e le mie abitudini non siano distinguibili da quelli di un francese, tedesco o algerino è un'involuzione, scrive. E poi, per un razzismo all'incontrario, dovrei vergognarmi di sentirmi italiano, di voler ancora distinguermi. Capelli lunghi, legati in una treccia, basettoni, Brizzi tiene i suoi seminari scalzo. Spesso Siri e Brizzi hanno partecipato a eventi comuni. Così Repubblica su Armando Siri prima della Lega. Esoterismo, massoni e massaggi, lo strano circo del sottosegretario. Mentre sempre da Repubblica, oltre all'inchiesta di Milano, abbiamo le rampogne della Commissione europea, l'odio in piazza contro la madre rom, l'abbiamo già visto, e quindi per il momento archiviamo Repubblica e andiamo alla Verità. La Verità apre la sua prima pagina con Salvini che rilancia riforma della giustizia. La Bongiorno è già al lavoro sui processi e porta in consiglio la flat tax, riforma della giustizia. Quante volte l'abbiamo già sentita questa storia della riforma della giustizia? Stavolta è la volta buona, amici, si fa sul serio e infatti mettono in galera tutti. Fine del discorso. Anche oggi Lega e 5 Stelle, scrive Maurizio Belpietro, metteranno in scena la rappresentazione di una rottura. Nel Consiglio dei Ministri di stamani verrà messo ai voti il caso Siri, i 2 alleati voteranno uno contro l'altro, scrive il direttore Maurizio Belpietro nel commento di prima pagina. La Lega non molla e rilancia sulla giustizia. Salvini vuole andare avanti. Dopo le europee, se il Carroccio dovesse volare, come dicono i sondaggi, le tensioni aumenteranno. La riforma dei processi diventerà un campo di battaglia. Bongiorno lavora al nuovo codice invadendo il campo del ministro Bonafede. Lo scalpo di Siri serve a Di Maio per riguadagnare qualche voto. Il prossimo fronte sono le nomine di autorità comunicazioni e garante della privacy, oltretutto. Poi c'è in primo piano un personaggio di cui si parla molto poco, l'ex sottosegretaria di Renzi, condannata a 3 anni in appello, la sarda Francesca Barracciu. Appalti truccati in Calabria, questo l'abbiamo già visto, ma poi c'è anche una condanna vera e propria in secondo grado. L'ex sottosegretaria Barracciu è stata condannata a 3 anni. L'esponente PD renziana era a processo per le spese pazze in Sardegna. Poi, sempre in prima pagina, Giacomo Amadori sul caso Siri, Arata sentito, atti secretati, adesso tocca al leghista. I PM torchiano Arata per 3 ore, oggi potrebbe essere il turno di Siri. Le dichiarazioni dell'imprenditore accusato di aver dato mazzette a Siri secretate. C'è l'ipotesi che il politico sia sentito durante il Consiglio dei Ministri. Il suo avvocato attacca
il Corriere della Sera, il solito Corriere che ieri ha ricostruito la possibile difesa di Armando Siri. Dopo aver letto l'articolo, l'avvocato Pinelli ha detto che in riferimento alle notizie apparse su organi di stampa si precisa che in sede di presentazione spontanea del senatore Siri verrà depositata una memoria difensiva per rappresentare i suoi rapporti con Paolo Arata. Del tutto inveritiero che tale scelta corrisponda a un intento di sottrarsi al confronto con l'autorità giudiziaria. Poi c'è il Salone del Libro, se ne occupa Francesco Borgonovo. Dalla farsa alle minacce, al Salone del Libro ora invocano le manette. Il governatore Chiamparino e il sindaco Appendino denunciano l'editore Altaforte per apologia di fascismo. Antonio Rossitto aggiunge sui guai della Kermesse di Torino, finora a finire in tribunale sono però i RAS della parrocchietta, non tanto l'editore Altaforte. Psicosi sui fascisti, ma il vero scandalo è il Salone del Libro diventato una mangiatoia. Spese pazze, bilanci truccati, appalti maneggiati, sono ben 29 gli indagati fra i responsabili della Kermesse del Salone del Libro negli anni passati. Anche l'ex sindaco Fassino è finito sotto indagine per turbativa d'asta. Tutto è partito da un'inchiesta sull'ex presidente Picchioni. Per gli intellettuali ospiti della rassegna furono spesi ben 23.000 euro in cioccolato e dolciumi, 5.670 in foulard e 4.008 per cravatte. Poi c'era anche l'altro premio letterario famoso, il Grinzane Cavour. Quelli sì che erano bei tempi, quando si dava tutto in nero a molti illustri commentatori di giornali come La Repubblica e ad altri soggetti famosi. Vi ricordate Giuliano Soria cosa diceva, no? Pagavamo in nero anche quel famoso moralizzatore che risponde alle lettere di Repubblica e che racconta la storia di Gerusalemme in TV. Era vorace, Augias. Mentre sempre dalla Verità in prima pagina, con la questua islamica, altra notizia trascurata da tutti, la recupera Alessia Pedrielli, finanziavano i terroristi. A Brescia processo a 9 organizzazioni. Su Panorama oggi in edicola la colonizzazione dell'Italia da parte dei musulmani. Eccola qua, la copertina di Panorama, Italia islamica. Il Qatar acquista nuovi quartieri e proprietà di lusso, costruisce ospedali d'eccellenza, finanzia con milioni di euro moschee e centri culturali. È una colonizzazione dolce che al nostro paese porta affari miliardari, ma anche incognite e rischi. È l'argomento di apertura, appunto, comprati dal Qatar, l'inchiesta di copertina di Panorama di Antonio Rossitto, che è molto approfondita e molto dettagliata. Sono le prime pagine, appunto, di Panorama. Mentre Libero titola in apertura: assalto giudiziario, la magistratura sgomina Forza Italia, scrive Renato Farina, a meno di 20 giorni dalle elezioni, retata a Milano di esponenti azzurri e imprenditori. Di Maio sfrutta l'inchiesta per spingere il sottosegretario leghista Siri alle dimissioni, scrive Libero in prima pagina con Renato Farina. Poi c'è l'incorruttibile Attilio Fontana, riceve pressioni e le respinge, scansa il tranello, vado avanti, dice Fontana, corretto e trasparente. Se perfino Sala si spinge a dire persona specchiata, beh, è chiaro che Fontana è persona specchiata. Evidentemente Pietro Senaldi è anche lui il direttore responsabile di Libero di questa opinione. L'innocenza di Fontana è scritta nella sua storia, scrive Senaldi. Il governatore lombardo esce pulito, incorruttibile dalla bufera di tangenti che colpisce la regione Lombardia. E poi, sempre dalla prima pagina di Libero, il pezzo di Vittorio Feltri: sparito 1 milione di poveri immaginari, ma nessuno lo sa. I poveri fino a 2 anni fa erano 6 milioni, adesso pare che siano 5. Come si fa a giocare con i numeri? 2 commenti ancora. A Napoli piangono, ma la camorra resta indisturbata, scrive Giuliano Zulin. È silenzio sui killer. Perfino Il Mattino di Napoli, il quotidiano locale, denuncia il clima di omertà. Purtroppo la malavita la fa da padrone. A Napoli piangono, la camorra resta indisturbata. E l'altro commento è quello di Antonio Soci sulla politica per le elezioni europee. Basta liti per l'Unione Europea, Movimento 5 Stelle e Carroccio pensino piuttosto all'Italia. Questa campagna elettorale è devastante. L'Unione Europea fa schifo pure a sinistra. Movimento 5 Stelle e Lega pensino all'Italia. Il giudizio negativo sulle istituzioni europee è diffuso, scrive Antonio Socci. La gente non ne può più degli scontri e vedrebbe bene un accordo fra i leader politici per sostenere gli interessi nazionali. Parla anche di moneta unica, non ci sarà l'accordo sulla moneta unica, sul giudizio sull'euro, ma anche la moneta unica domani
potrebbe diventare un argomento su cui discutere laicamente, senza anatemi, solo in base ai pessimi risultati dell'euro. Il giudizio negativo sull'euro non appartiene solo alla Lega e a molti premi Nobel, ma anche a una certa area della sinistra italiana e non solo. Infine, Filippo Facci al caro Salvini: pregare Padre Pio è troppo, va bene essere cattolici, ma non esageriamo, scrive Filippo Facci, non esagerare troppo, pregare Padre Pio tutti i giorni, insomma. E in conclusione abbiamo Melania Rizzoli, assessore nella Giunta Fontana ma anche medico soprattutto, e ex compagna del Rizzoli Angelo testé defunto. Istruzioni per chi vuole allungarsi il pene: ogni giorno un intervento di falloplastica in Italia, un'operazione di modifica del pene che riflette lo specchio dei tempi, scrive Rizzoli, se si considera il peso crescente che l'universo maschile sta acquisendo nella domanda di procedure estetiche. È ormai accertato che sul fronte della plastica genitale c'è stato il sorpasso sul gentilsesso. In Italia un intervento al giorno, 3.000 richieste all'anno, 8.000 euro per 3 centimetri in più, operazioni sempre meno invasive per chi crede che la natura lo abbia tradito. E lasciamo con questa notizia del C libero, mentre tra poco apriamo la nostra parentesi, appunto il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Per la nostra rubrica, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, abbiamo Sara De Angelis in collegamento con noi, deputata della Lega eletta nel Lazio e componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buongiorno intanto De Angelis e grazie per essere con noi. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, più che di affari costituzionali, stamattina, siccome questa rubrica si inserisce molto proficuamente e vivacemente all'interno della rassegna stampa, dobbiamo parlare di affari poco puliti, per così dire, perché come avrà naturalmente visto, le cronache di stamani, onorevole De Angelis, sono tutte caratterizzate dai fenomeni di corruzione e di repressione della corruzione tra Milano, la Calabria, che finisce nuovamente nel mirino bipartisan, da Forza Italia al presidente del PD, dal sindaco di Forza Italia al presidente del PD, e a Palermo, a Bergamo e a Brescia. Allora, come dice Libero, è un assalto giudiziario oppure è la solita Repubblica dei ladroni? Allora, guardi, innanzitutto non ci dobbiamo dimenticare anche i fatti dell'Umbria. Già, quelli vede, anch'io, io stesso sono finito vittima di questo condizionamento culturale, per cui dell'Umbria non si parla più. E infatti volevo appunto far notare questo, che dell'Umbria ormai non se ne parla più, sono passati solo 10 giorni da quando la Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria si è dimessa. Io sono per natura una garantista, quindi sicuramente fino a condanna definitiva rimango fortemente garantista. Sicuramente sono delle vicende che scuotono la nazione, però credo che gli italiani abbiano altro a cui pensare. Diciamo che i giornali sicuramente stanno occupando le cronache appunto quotidiane, però il problema poi degli italiani sono altri i problemi degli italiani, quindi sicuramente sarà fatta luce sui fatti, ma rimango, e ci tengo a sottolinearlo, garantista fino alla fine. De Angelis, a proposito di fatti legati a corruzione, morale, giudizi e via dicendo, oggi naturalmente c'è il caso Siri in primo piano, anche in Consiglio dei Ministri. Come sottolinea qualcuno, oggi abbiamo citato il commento su Italia Oggi di un nostro amico, già magistrato del Consiglio di Stato, Domenico Cacopardo, di lunga esperienza, collaboratore di D'Alema, di Craxi, ha vissuto nei palazzi romani da sempre, il quale, dall'alto peraltro della sua professione di giudice del Consiglio di Stato, ci dice: ma insomma, in Consiglio dei Ministri non si vota, non è certo un organo collegiale come la Camera e il Senato, non è questione di voto sul caso Siri. Allora, il caso Siri è tutto politico, no? Allora le chiedo spassionatamente e pragmaticamente, sul caso Siri la contrapposizione politica 5 Stelle Lega è veramente così forte o è un discorso legato alla campagna elettorale per le europee?
recuperare la verginità sul fronte dell'anticorruzione. Tra l'altro c'è un altro articolo molto interessante, qui mi approvvigiono della rassegna stampa, appunto, che è quello di Franco Bechis sul Tempo, che dice: uno dei più accaniti sulla moralizzazione, sul caso Siri e compagnia bella dentro i 5 Stelle è tale Vincenzo Spadafora, il quale, a parte il fatto che è sottosegretario anche lui in virtù dell'ultima conversione, è stato nell'ordine Verde, Udeur, Margherita, PD, Forza Italia e poi 5 Stelle. Che le pare? Ma diciamo mi fa sorridere, ecco, questo commento di Spadafora. Quello che le posso dire, l'avete appunto ricordato anche voi poc'anzi, nel Consiglio dei Ministri non è prevista una votazione, fermo restando che i 5 Stelle hanno la maggioranza all'interno del Consiglio dei Ministri. Tra l'altro Siri ha chiesto di essere sentito più volte e, se non sbaglio, forse oggi gli sarà data questa possibilità. Sicuramente la campagna elettorale va a accendere gli animi e la contrapposizione che c'è tra la Lega e i 5 Stelle, perché insomma ognuno ha la propria identità e magari in questo momento di tensioni politiche, in questo momento di sondaggi elettorali, le fratture vengono a galla, ecco. Comunque oggi vedremo cosa accadrà in Consiglio dei Ministri. La Lega comunque chiederà di affrontare altre tematiche urgenti al Consiglio dei Ministri, vedi la flat tax che è stata voluta proprio da Siri. E c'è anche un proposito rilanciato da Matteo Salvini di riforma della giustizia, ci starebbe lavorando la ministra Bongiorno, no? La ministra Bongiorno insieme naturalmente a Bonafede. Ecco, io continuo a dire questo, gli italiani aspettano delle risposte, naturalmente i giornalisti fanno il proprio lavoro e buttano benzina sul fuoco, ma gli italiani hanno dato negli ultimi anni esempio di grande capacità e quindi sanno che in questo momento c'è una contrapposizione dovuta alla campagna elettorale, dovuta sicuramente ai fatti di cronaca, ma quello che ha fatto questo governo in un anno non l'hanno fatto in 30 anni, ecco. Quello che ha fatto la Lega con Matteo Salvini, penso al decreto sicurezza e immigrazione, penso alla legittima difesa, penso al codice rosso che dà una corsia preferenziale alle donne vittime di abuso e di violenza, penso a quota 100. Ecco, nonostante le difficoltà di un governo Lega 5 Stelle, la Lega è riuscita a portare a casa degli importanti risultati che sono sotto gli occhi di tutti, e questo la gente l'ha capito, perché i sondaggi lo dimostrano, perché abbiamo visto gli ultimi sondaggi, abbiamo una Lega al 30% e quindi il lavoro che sta facendo questo governo è un lavoro apprezzato dagli italiani, quindi noi andiamo avanti sicuramente con 1000 difficoltà che si incontrano quotidianamente, ma andiamo avanti a testa alta, ecco, questo è importante. De Angelis, a proposito di cose da fare, e tornando invece su un piano completamente diverso al calendario parlamentare, in aula questa settimana c'è in primo piano la norma sulla riduzione del numero dei parlamentari, no? Che riguarda strettamente anche la sua Commissione Affari Costituzionali, da cui transitano un sacco di provvedimenti, ma in primis anche quelli di riforma, ovviamente, della nostra Costituzione. Essendo una proposta di riforma appunto di carattere costituzionale, al di là dei tempi lunghi e delle procedure aggravate che la Costituzione prevede, ecco, questa è autenticamente una necessità, secondo lei? Guardi, noi abbiamo un contratto di governo con i 5 Stelle. Per me non è una priorità e non lo è, credo, neanche per la Lega. È una priorità del gruppo dei 5 Stelle e quindi, con senso di responsabilità e tenendo fede a quelli che sono stati gli impegni di un contratto di governo, stiamo portando avanti appunto questa
proposta di legge che, come diceva lei, è in discussione in questi giorni alla Camera, dovrebbe essere approvata domani, dopodiché andrà al Senato e tornerà poi perché deve essere approvata in quarta lettura. E cosa si prevede in estrema sintesi? Si prevede il taglio del numero dei parlamentari. Ora è in atto appunto una discussione in merito al... Pronto? Sì, la sentiamo, De Angelis, prego. Ecco, sì. Dicevo che c'è diciamo, degli emendamenti rispetto alla regione autonoma di Bolzano. Sì, in ragione della specialità naturalmente, anche esatto, e di altre caratteristiche. Della specialità e quindi della rappresentanza. Va da sé che dopo la riforma del numero dei parlamentari dovremmo rivedere anche la legge elettorale, perché a quel punto, diminuendo il numero dei parlamentari, anche i collegi saranno dei collegi sicuramente più grandi. Certo. Ed è questo che noi in qualche modo, su questo noi abbiamo delle perplessità e quindi cercheremo poi di lavorare al meglio sulla legge elettorale. Ecco, intanto però, a proposito di Costituzione, un'altra riforma, tra virgolette, costituzionalmente prevista, quella della maggiore autonomia delle regioni, articolo 116 della Costituzione, stenta a decollare. Secondo lei perché? Visto che lì non si tratta di modificare la Costituzione, ma di applicarla. Sì, si tratta di applicarla. Su questo anche Salvini vorrebbe porre attenzione anche oggi al Consiglio dei Ministri. I 5 Stelle hanno comunque dichiarato più volte che sono appunto d'accordo all'autonomia e quindi secondo me è soltanto una questione di tempi dovuti forse anche alla campagna elettorale. Nient'altro, lei dice, la sostanza è che questo è prevista nel contratto di governo, poi ci sono le intese già raggiunte fra le varie regioni che chiedono l'autonomia e il governo, quindi in teoria non si capisce in effetti perché si continua a dilazionare l'approvazione di questa autonomia. No, non si capisce. Facendo riferimento anche a un ruolo maggiore del Parlamento, ecco, dal suo punto di vista le chiedo questo, ma secondo lei il Parlamento, dopo che la Costituzione prevede che ci sia un accordo fra le regioni e lo Stato e il governo, e c'è stato, no? Perché c'è un articolato di accordo, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna hanno raggiunto questo accordo. E la Costituzione dice questo: il voto del Parlamento finale che recepisce o no questo accordo e quindi le maggiori autonomie, tutti lo intendono, anche i costituzionalisti che in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna in particolare si sono dedicati alla questione, tutti lo intendono come un voto sì o no, non che il Parlamento si metta ad emendare un accordo che è stato in precedenza raggiunto da regioni e governo, o no? Lei come la vede? È semplicemente una ratifica a quel punto che dovrebbe fare il Parlamento. Ora credo che in commissione anche... Pronto? Sì. Pronto, sì, ma purtroppo abbiamo evocato lo spirito maligno delle comunicazioni telefoniche e la comunicazione è caduta. Vediamo se riusciamo a recuperare Sara De Angelis e intanto nel frattempo diamo anche uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre, come abbiamo detto, prima sul caso Conte e poi sul caso Fontana. Fontana indagato, presto sarà sentito dai pubblici ministeri. L'ipotesi è quella di abuso d'ufficio per l'incarico a un suo socio di studio. Il governatore della Lombardia, il leghista Fontana, è indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta dell'antimafia che ieri ha portato a 43 arresti. La notizia è stata confermata da fonti qualificate, scrive l'agenzia ANSA. La contestazione riguarda la nomina del suo socio di studio Luca Marsico a un incarico in regione Lombardia. Fontana potrebbe già essere interrogato oggi dagli inquirenti, si è detto tranquillissimo. Intanto abbiamo di nuovo con noi Sara De Angelis. Stavamo dicendo il voto del Parlamento sulle intese regioni-governo sull'autonomia, sulla maggiore autonomia regionale. Sì, come stavo dicendo appunto in commissione con il presidente Invernizzi si sta trattando l'argomento. Il ministro Stefani ha fatto più volte delle dichiarazioni anche in aula e io credo e ribadisco che è soltanto una questione di tempo. Bene, allora io c'è altro, le chiedo l'ultima cosa prima di salutarci, De Angelis, se ci sono altre cose in agenda.
per quanto riguarda poi specificamente la sua commissione, la Affari Costituzionali, che è una commissione come la bilancio dalla quale passa un po' di tutto, no? C'è una proposta di legge in merito alla riforma della polizia locale, che è appunto una riforma importante che la polizia municipale aspetta da anni ed è in discussione proprio in questi giorni. E poi non ci dimentichiamo che al Senato sarà approvata proprio in questi giorni la proposta di legge che prevede l'installazione di telecamere negli asili nido, nelle case di riposo. Sarà appunto approvata dal Senato, è già stata approvata alla Camera e quindi sarà legge a breve. Bene, io ringrazio allora Sara De Angelis, deputato della Lega eletta in Lazio e componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buon lavoro De Angelis e grazie. A presto. Grazie e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Grazie. Qui Parlamento. Chiudiamo il nostro spazio all'interno della rassegna stampa in collegamento con la Camera dei Deputati, anzi il gruppo alla Camera della Lega, e abbiamo sentito Sara De Angelis stamani, deputata laziale, e intanto io do il benvenuto e il buongiorno per quest'ultimo tratto della rassegna stampa, dedicato più al commento che non alla rassegna stampa vera e propria dei fatti dei quali abbiamo già parlato prima. Do il benvenuto e il buongiorno ad Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, il primo quotidiano digitale in Italia dal 1996. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, primo quotidiano digitale e il primo invece cartaceo a sbarcare sul digitale fu, se non sbaglio, l'Unione Sarda, secondo al mondo dopo il Washington Post, giusto per fare un po' di storia, era il lontano 1994. Sembra passata un'epoca, però siamo tornati là, direttore Perrino, perché anzi più o meno là, perché scattano le manette, tangenti arresti in Lombardia, in Calabria, in Sicilia di nuovo, a Brescia e a Bergamo, tanto per fare una rassegna stampa parzialissima, ma abbiamo letto prima tutti i fatti di cronaca relativi a appunto tangenti, malversazioni e arresti. Allora le chiedo una cosa, visto che direttore lei ha uno sguardo acuto sulla realtà ormai da tempo, no? Attraverso anche l'online è quanto mai mobile, vivace e quotidianamente veloce il suo sguardo, ma qui siamo sempre alle stesse cose o siamo, diciamo così, o non abbiamo mai risolto qualche problemuccio nei rapporti tra politica, giustizia e informazione? Le butto là un tema da niente, direttore, no? Giusto per farsi una passeggiata rapida tra quattro concetti veloci. Ovviamente bisogna distinguere, bisogna essere sempre prudenti, attenti, e certo abbiamo avuto in Italia casi di cosiddetta giustizia a orologeria, quindi bisogna non lanciarsi a priori al primo avviso di garanzia sull'osso come un cane affamato, no? E questo spesso nel mondo dei giornali è successo. Ciò premesso, mi pare che in questo momento le evidenze ci dicono che non c'è giustizia a orologeria, è proprio che le hanno presi col sorcio in bocca, come si dice a Roma. Più o meno, voglio dire, non anticipiamo sentenze, però... No, non anticipiamo sentenze, però direttore, per confortare la sua opinione, che è anche la mia peraltro, per quello che può valere, quando si legge che nelle carte che a libro paga, tanto per fare un nome, Pietro Tattarella, Forza Italia, vice coordinatore regionale del partito, consigliere comunale, candidato alle europee, uomo emergente, giovane oltretutto, prende 5.000 euro al mese come consulente per una cosa che non esiste, il posizionamento sul mercato di un'azienda che lavora col pubblico principalmente nel settore ambientale, la Ecol Service, e oltre ai 5.000 gli vengono pagati viaggi, carta di credito, uso di 3 auto, che lo stesso imprenditore dà 10.000 euro a un onorevole e che scommette 10.000 euro su un altro consigliere regionale, che su richiesta del figlio dello scomparso re delle bonifiche Grossi fa versare 10.000 euro a Fratelli d'Italia, che anticipa 20.000 euro per la campagna elettorale di un altro candidato per conto di un manager di una multinazionale spagnola e bla bla bla. Insomma, uno dice, vabbè, però ragazzi, o cambiate voi, o se no è inutile che vi lamentiate che sui giornali scrivono le cose, no? Esattamente. Mi riferivo proprio a questo quando dicevo presi col socio in bocca, cioè le spese del giovane Tattarella sono risultate dagli
gli SMS dell'American Express che arrivavano al datore, a quel signore che gli aveva regalato la carta di credito, quindi sono agli atti, che c'è poco da dubitarne, e questo dispiace perché colpisce un giovane emergente di Forza Italia, per cui insomma non sono solo i vecchi arnesi della politica, quelli che non hanno più niente da perdere, ma anche quelli che dovrebbero rappresentare il futuro, una possibilità di rinnovamento della politica a finire nella rete della casta e delle sue abitudini consortili molto negative che conosciamo. Speravamo di esserci in qualche modo allontanati da quelle prassi che erano emerse tanti anni fa, come tu ricordavi, ai tempi di Mani Pulite, e in realtà si era solo spento qualche riflettore appena si riaccendono dal cielo tercio di Lombardia al cielo plumbeo e un po' ndranghetaro di Calabria, passando per la terra santa dell'Umbria o per la grande bellezza romana, ci siamo dentro tutti e vai con la mazzetta. Dobbiamo dire di no, dobbiamo essere molto rigorosi, dobbiamo rifiutare queste prassi, dobbiamo cercare di recuperare alla politica intransigenza, severità verso i corrotti, nessuna copertura, perché tra l'altro, oltre che per una questione etica, la corruzione è uno degli svantaggi competitivi dell'Italia rispetto agli altri paesi civili, moderni, industriali, ai nostri competitor. Cioè chi vuole entrare in Italia deve, oltre che coltivare un'impresa che voglia fare affari in Italia, oltre che coltivare un buon business plan, deve anche attrezzarsi ad avere un consulente per la politica capace di ungere le ruote, come si dice. Da qualcosa ci porta indietro nelle classifiche mondiali della corruzione e ci rende un paese poco leggibile, opaco, poco trasparente, e poi il risultato si vede, siamo sempre il fanalino di coda di ogni possibile crescita. Ecco, voglio anche segnalare a chi ci ascolta che il sito da lei diretto, direttore, è affariitaliani.it, ospita in primissimo piano un link per potersi leggere le carte dell'inchiesta in Lombardia, no? Che è una cosa sempre utile, interessante, perché sono così i cittadini possono documentarsi direttamente senza tanti svolazzi, diciamo. Poi i commenti vengono dopo. Esattamente, spirito di servizio e giornalismo, diciamo, come il mio di qualche decennio fa. Io ho imparato tanti anni fa a Panorama di Lamberto Secchi, le carte giudiziarie, se possibile facciamole leggere al lettore in modo che si possa fare direttamente un'idea. Questo Affari Italiani in effetti c'è l'intera ordinanza che descrive esattamente nel dettaglio tutto quello che i giudici e i magistrati contestano agli arrestati di ieri. Ecco, c'è anche il primo piano sul caso Siri. Lei che idea si è fatta? In questo momento c'è il refresh sul governatore della Lombardia indagato, Fontana, no? Attilio sì. Fontana. Su Fontana e sul caso Siri le chiedo due opinioni. E sull'inchiesta in Lombardia ne abbiamo già parlato in generale, ma sulla posizione specifica del governatore Fontana, per il quale si è speso anche il sindaco Sala, che ha detto è di persona specchiata. Beh, anch'io mi associo al giudizio del sindaco Sala, fino a prova contraria. Fontana deve assolutamente essere tenuta al di sopra di ogni sospetto. C'è una vicenda che in qualche modo lo tira dentro un po' per i capelli a causa del suo socio di studio in grande difficoltà. Si intravede da parte di questi lobbisti affaristi un tentativo di lusingare Fontana, offrendogli, diciamo, la possibilità di retribuire, salvare, dare un futuro al socio di studio legale. Pare che Fontana abbia rifiutato. Il tema è perché non ha denunciato, lui dice non l'avevo percepito come un fatto corruttivo, quindi forse su questo ci sarà da discutere dal punto di vista giuridico, per cui il caso rimane aperto e mi pare di capire che comunque Fontana ora è indagato. È indagato nel senso che giustamente bisogna chiarire questo passaggio,
però mi pare che siamo del tutto lontani dalle vicende di un Tattarella o di un altitonante che invece erano proprio al libro paga. Ecco, direttore, una curiosità, perché l'imprenditore al centro dell'indagine lombarda, Daniele D'Alfonso della Ecol Service, è descritto come un Giano bifronte, cioè da una parte ha rapporti con la politica, dall'altra con la cosca molluso dell''ndrangheta di Buccinasco. Allora, io non voglio fare il dietrologo, però è immaginabile che se uno è un bifronte, i due fronti sono totalmente alieni l'uno dall'altro, cioè che la politica non sappia dell''ndrangheta e viceversa? Assolutamente no, assolutamente no. Sappiamo che l''ndrangheta ha spostato i suoi interessi, i suoi investimenti al nord, in particolare a Milano. Ricordo ai tempi dell'Expo quante sospensive fece il bravo prefetto di allora, proprio perché scoprì personalmente, me lo raccontò in una famosa intervista, girando per cantieri trovava le macchine in movimento terra con la targa Stanzaro in piena zona fiera. E lì proprio interveniva egli con coraggio, assumendosi la responsabilità di sospendere appalti che erano stati assegnati per via regolare. Ecco, d'altra parte solo un esempio che faccio della diffusione dell''ndrangheta a Milano. Sappiamo che ricicla denari nei ristoranti, ci sono state delle operazioni. Sappiamo che la politica e la malavita ora spesso si incrociano, cioè le 'ndrangheta e mafie ora mettono ai loro giovani la grisaglia grigia, li fanno studiare a Londra e poi li infiltrano nell'economia, nelle banche, nella finanza e anche nella politica. Quindi è un intreccio incestuoso che avremmo dovuto percepire, però qui c'è un paradosso. Quando diciamo avremmo dovuto percepire e combattere, questo sarebbe un compito della politica, ma se la politica è infiltrata, come fa ad sanzionarsi? Certo. Altra questione, direttore, rubo ancora qualche minuto perché poi so che lei ha degli impegni anche in Rai, su Rai 2, ai fatti vostri di Giancarlo Magalli, no? Sì, alle 11. Alle 11, si deve preparare naturalmente, quindi le chiedo... Stiamo studiando i temi perché leggiamo le prime pagine dei giornali, abbiamo scelto... E allora uno dei temi che abbiamo scelto è proprio questo. Questo qua dell'inchiesta lombarda e della corruzione in generale. Sì. Sul caso Siri, le faccio una domanda di carattere specifico sulla vicenda Siri, lei cosa ne pensa, per quello che ne sappiamo finora? Abbiamo letto stamani anche le ultime, e più in generale politicamente cosa ne pensa dei rapporti tra Lega e 5 Stelle all'interno di questo governo? È indubitabile che una grandissima parte dell'informazione del mondo dell'informazione fin dall'inizio abbia criticato, insomma abbia espresso un atteggiamento pur sempre critico, mi sembra, verso questa maggioranza, no? C'è stata una larghissima parte dei media che sono lì a dire tutti i giorni questi scoppiano, non durano, eccetera. Ma secondo lei è vero che c'è del vero, insomma, in questa incompatibilità tra Lega e 5 Stelle, o comunque sulla precarietà di questa alleanza? Oltre al caso Siri, sul quale le chiedo un suo punto, una valutazione. Sì, guarda, su Siri io ho un qualche imbarazzo perché ho conosciuto Siri, mi ha dato il piacere di venire ospite mio ad un convegno che organizzo d'estate in Puglia, dove mi trasferisco, dove ho un trullo. Io vivo a Milano abitualmente, però sono originario pugliese, mi sono ristrutturato un trullo e lì al mio paese, Ceglie Messapi, organizzo questo evento che si chiama La Piazza, e tra l'altro è venuto anche Conte, il premier, nella sua prima uscita pubblica nello scorso agosto, e anche Siri è venuto, e devo dire che sulla 3 giorni dove abbiamo avuto tanti ospiti, dalla ministra Lezzi a Michele Emiliano, a Rosato, eccetera, Siri è stato il più applaudito in questo evento, La Piazza, perché ha parlato delle tasse, della flat tax, e la gente è andata proprio in visibilio. È stato un grandissimo oratore, il migliore della 3 giorni. Quindi verso Siri io ho, diciamo, un atteggiamento di rispetto e di simpatia. Sì.
Bisogna vedere che cosa c'è esattamente, bisogna vedere se questi 30.000 euro sono transitati davvero, se no sarebbe solo un flatus vocis irrilevante dal punto di vista dell'acquisizione della verità. Bisogna vedere se nel presentare quegli emendamenti egli era consapevole di favorire un uomo o invece faceva il lavoro che fanno i parlamentari abitualmente, cioè quello di presentare proposte che poi si inseriscono nella dialettica politica e parlamentare normale, possono andare avanti o no, ma è tipico dei parlamentari. Questo dal punto di vista di Siri è tutto da capire. Capisco anche che se il partner 5 Stelle ha proprio nella corruzione, nella lotta alla corruzione, la priorità della sua stessa essenza, capisco che ci sia una sensibilità forte che suggerisca ai militanti del movimento, al leader Di Maio, un atteggiamento molto duro e molto severo. Quindi ci sta tutto, non ci vedo intenzioni retrodatate, diciamo. Di Maio ha sempre fatto della questione morale una priorità, poi qualcuno gli dice ma con la Raggia è una storia diversa. Quindi un sottosegretario che secondo lo scenario operava nell'interesse di una persona chiacchierata, dietro la quale forse si intravedono interessi mafiosi, secondo la loro sensibilità c'è motivo sufficiente per sospenderlo dall'attività governativa. Se vuoi la mia opinione, secondo me la Lega poteva, senza fare il muro contro muro che ha alla fine danneggiato tutti, ha danneggiato il governo, ha danneggiato l'alleanza, ha danneggiato lo stesso Siri, Salvini forse poteva da subito, in via cautelativa e preventiva, suggerire a Siri un passo indietro solo momentaneo, onde diradare i dubbi. In questo modo avrebbe tolto dal tavolo un fattore deflagrante degli equilibri di un governo che secondo me va sostenuto, bisogna continuare a sostenerlo, perché il governo del cambiamento è il governo che ha sapientemente contrastato l'immigrazione clandestina, che ha fatto dell'Italia il centro profughi d'Europa, è il governo che ha fatto quota 100, che ha affrontato il tema della povertà col reddito di cittadinanza, che ha fatto una giusta legge sulla legittima difesa. È un governo che comincia a raccogliere qualche primo segnale di crescita economica e viceversa abbiamo dall'altra parte Forza Italia e il PD battuti nel voto, che incapaci di produrre idee, proposte, quindi è bene che stiano dove gli italiani l'hanno mandati, cioè l'opposizione. Quindi io credo che comunque, come ho scritto stamane in un mio commento, la corruzione in cima, la lotta alla corruzione del governo del cambiamento, che è un valore aggiunto per l'Italia che secondo me va salvato al di sopra di tutto. Quindi sono d'accordo con Matteo Salvini quando dice dureremo 4 anni. Bisogna forse migliorare, ecco, mi chiedevo un giudizio sull'alleanza, migliorare i fattori che uniscono e diciamo alleggerire, isolare i fattori che dividono, perché è ingenuo se sai che il tuo partner sull'alta velocità ha un punto debole, è inutile andare lì al traforo con l'elmetto e dire si deve fare, perché vuol dire mettere le dita negli occhi della controparte, e viceversa da parte dei 5 Stelle dire l'autonomia regionale non si fa, vuol dire colpire fortemente il partner, mettere in difficoltà il leader. Quindi sedetevi intorno a un tavolo, ragionate dopo le europee e trovate il punto di incontro riformulando il patto che avete sottoscritto e magari cambiando i fattori che hanno fino ad ora reso
complesso il rapporto, e traguardando l'intera legislatura, ivi compresa la nomina del Presidente della Repubblica, che, considerando le cose, sarebbe di pertinenza di questa maggioranza, cosa che io mi augurerei. Nel 22. Bene, io ringrazio Angelo Maria Perrino, direttore di affariitaliani.it, dove trovate, tra le altre cose, molte notizie, molti commenti, ma anche un focus su una vicenda quasi dimenticata, l'Umbria, dove la Presidente del PD Marini presenta le dimissioni, il PD gliele blocca perché bisogna approfondire. È un dettaglio. Bene, io ringrazio davvero Angelo Maria Perrino, buona giornata, buon lavoro direttore. Grazie a voi. Affariitaliani.it. Noi tra poco con Sulla Notizia. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Dalle 18 alle 19 si ha bisogno di fare un salto nella surreale realtà. Si chiama Elsa Poppin senza la H, con la E, il programma che dalle 18 alle 19 vi porta sempre lungo i sentieri dell'attualità, della cronaca, della politica, dell'economia, ma con un tocco di surrealtà che verrà abilmente cucinata per le nostre e vostre orecchie da Pierluigi Pellegrin e da Marco Pinti. Elsa Poppin senza la H dalle 18 alle 19. Si avvicina il compleanno della mamma, del papà o dei nonni? Regalate genuinità, regalate i prodotti di Alberto Acerbis, ciao! Eccoli qua, eccoci qua, 030 68 40 408, lo ripeto, 030 68 40 408. Oggi più che mai siamo verso la fine di questa straordinaria offerta che vede l'olio extravergine di oliva
sempre come prodotto principale 3 bottiglie di fresco di frantoio, cosa pazzesca da usare a crudo in cottura, il Jolly, e attenzione, 3 bottiglie del primo novello etichetta nera. L'olio che noi consigliamo in questo periodo proponiamo in modo particolare perché è straordinario da usare a crudo, adesso che arriva speriamo almeno il bel tempo. 3 più 3, 68 euro, trasporto non lo pagate, attenzione, è per voi con 5 euro in aggiunta una bistecchiera stratosferica e non è uno scherzo. Questo però alle prime 30 telefonate, vi ripeto il numero 030 68 40 408. Una piccola postilla. Quest'anno la richiesta di olio extravergine di oliva è davvero straordinaria perché la gente comincia a capire qual è l'olio italiano, quello vero, quello è stato freddo, e quindi se volete un mio consiglio, poi fate come volete, prenotate anche per giugno l'olio Acerbis, imbottigliamo e quel periodo vi porteremo l'olio per darvi sempre un prodotto fresco, perché io, come sapete, per accontentare il cliente non vado a ricercare cose in giro che non mi interessano. 68 euro, 6 bottiglie di olio 3,3, 5 euro la bistecchiera, pazzesca, chiamando l'ultima volta il numero 030 68 40 408, perché come diceva il nonno Alberto, ricorda sempre che l'olio bu è il via galo. Grazie, via le telefonate e alla prossima. Va ora in onda Sulla Notizia. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei solo dire una cosa, ma